Allora, amici bellini, cominciamo subito perché questa è una partita chiave, direi. E... Niente, niente, ci arriviamo, cominciamo. Cominciamo. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, ditemi che mi sentite prima di tutto perché ho fatto un cambiamento volante. Check, check, prova, sa. 140 like preventivi perché questa non è una community normale, è una community straordinaria. Vi ricordo sempre, oggi ho lanciato la reaction prima del tempo perché c'era un po' di tempo e ci tengo, iscrivetevi a Polly che posta anche il suo canale dove posta dei contenuti, dove raccoglie tutto lo scibile del genere umano. Allora, the sent perfect, the sent perfectis, tutto a posto. Allora, avevo detto delle cose prima della sigla che non avete sentito e parto dalla mia considerazione che ho scritto su X dove dico so che siamo delusi e se non avete visto se non avete visto la reaction vi consiglio di andare un attimo, guardatevi la reaction e poi tornate in modo tale che sapete per bene il mio stato d'animo. Io sono arrivato a questa partita con una consapevolezza diversa e forse questo mi fa stare più tranquillo oggi, nel senso che io ho messo un attimo da parte i sogni di gloria di scudetto, che sta lì alla portata, per carità, ma l'ho messo un attimo da parte perché mi sono reso conto che stiamo in un momento di talmente grave difficoltà perché guardiamoci negli occhi, guardiamoci nell'anima. Non avere tutta la fascia sinistra tra Kvara che vendi, Neres che si fa male, Spinazzola che si fa male, Oliver che si fa male, adatti Buongiorno, devi adattare Mazzocchi, adatti Juan Jesus, poi sposti quello Politano da quella... Cioè, strappare un punto a Roma non era da tutti oggi e con un po' di mazzo la stavamo vincendo e saremmo stati in brodo di giuggiole tutti quanti. Ma questo è il momento di flessione, questo è il momento in cui il Napoli è in grandissima difficoltà. Se il Napoli è in grandissima difficoltà, purtroppo si fa riprendere, quello ti fa male perché ce l'avevi quasi fatta. Ti sei fatto riprendere dalla Roma, ti sei fatto riprendere dall'Udinese, ti sei fatto riprendere dalla Lazio, è quello che ti fa male. Ma io sono partito da un presupposto di una squadra che sta a pezzi e una squadra che sta a pezzi stava quasi per vincere a Roma. Ecco perché siamo delusi, però io dico punto d'oro, punto di platino, punto che non ti fa perdere la partita, punto che smuove un pochino la classifica. E se partiamo dal discorso Champions stiamo un po' più tranquilli. Se invece arriviamo al discorso scudetto, è chiaro ed è logico che siamo delusi. Contemporaneamente, però, a Conte un po' di cose si possono chiedere. Siamo arrivati unendo i puntini a quella che era la formazione iniziale, me la sono spiegata, mi sono giustificato ogni scelta. Alcune scelte nel dopo non lo so se mi hanno convinto e ne possiamo parlare. Mi potete dare gli spunti, mi potete dire lui cosa ne pensa, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi encomiabili, bravi, dobbiamo essere orgogliosi. Spero che Valerio analizzi bene la situazione e focalizzi il discorso anche sull'allenatura e sul marcato in piedi di alcuni giocatori nelle rotazioni sul campo giocato. Pietro, è proprio quello che ho messo alla fine di questa introduzione della live, perché sì, mi rendo conto, però Conte non è Gesù Cristo e qualche cosa uno gliela può anche chiedere. Improvvisamente buttato nella mischia Rafa Marin, che non c'entra niente nel gol subito e così,
però comunque hai fatto poi delle cose che in sede di conferenza tu hai detto: io non voglio mai mettere dei giocatori fuori ruolo, metterli in difficoltà o fargli fare delle cose che non hanno mai fatto o che non hanno fatto da troppo tempo. Io mi rendo conto della situazione di difficoltà estrema, però tutto questo spostamento, una volta Politano, una volta lo porti dall'altra parte di Lorenzo, una volta il braccetto, una volta l'esterno, buongiorno al centro, poi sposti... Troppa roba per una squadra che non è abituata a fare tutto questo, con un modulo che Conte conosce a memoria, ma che la squadra non conosce a memoria. Di conseguenza, secondo me, nelle difficoltà ci dobbiamo rendere conto che questa squadra è in affanno. È proprio in affanno fisico in questo momento. Che piaccia o no, Rongoni o no, coppe o no, siamo in un momento di flessione fisica pazzesca. E Anghissà in questo momento è un pericolo perché perde dei palloni sanguinosi e ti aspetti che faccia la grande partita e non te la fa perché non sta in condizione. Ora, se Billing è il nuovo Dendonker che è stato preso ma non è in grado di giocare a pallone, qualcuno deve andare a dircelo, perché Billing, tu ho capito, Okafor è arrivato fuori condizione a fine mercato, però Billing l'hai preso a metà mercato, dovrebbe essere in grado di giocare a calcio. Billing ti salva la partita, non è detto, può essere pure che ti fa autogol, però alcune domande uno se le fa, e non c'è dubbio che se le fa. Nota positiva il ritorno di Buongiorno, senza dubbio, è rientrato bene, capisco poi non farlo perché bisogna arrivarci alla condizione, e ci sta e ci arriverà. Capisco far uscire lui, mi sembra un cambio logico per non portarlo poi da 0 a 100. C'è della live in questo supporto. Vocale mio, per favore, fammi calmare. Andrea Giuliano, oh my god, sì, subito. Ti faccio calmare, ma se queste sono le premesse vuol dire che il vocale tuo non è che è incazzato, che non è per farci calmare. Ci arriviamo ai vocali, amico mio. Mi hai tolto le parole di bocca. No, bisogna anche McTominay poi non ha assolutamente, perché poi se devi utilizzare Raspadori in attacco non hai quel cambio per McTominay che non è mai stato, perché là veramente è frigge. Scegliere di avere come sostituto di McTominay Raspadori in un ruolo non suo significa veramente andare a fare la guerra con le pistole ad acqua e poi friggerci pure il pesce con l'acqua che esce dalle pistole, perché non è possibile. E non ce l'hai, non è Asa il sostituto di McTominay, Asa è il sostituto di nessuno, non hai sostituito, non hai preso nessuno, non hai dato nessuno a Conte. E purtroppo a Conte gli si chiede delle cose, gli si chiederà delle cose, però bisogna essere anche onesti che lui si gira e non vede niente, non trova niente di quello che servirebbe per mantenere un livello alto, perché il Napoli ci ha abituato a un livello alto nelle ultime 10 partite di prestazione, di intensità. In questo momento non ce la si fa. Allora, raspa C'è bene, sono in questo d'accordo, Mario. supporto. Daniele, ringrazio Daniele. Cuore oltre l'ostacolo, Billing, non impiegato. Simeone poteva essere inserito, ma nel momento più difficile sono certo che Conte tira fuori la grinta. La grinta Conte la tira sempre, la grinta non è un problema, caro Daniele, la grinta non manca, certamente non mancherà da parte di Conte. Adesso però devi cacciare delle forze fisiche e mentali che questa squadra sembra non avere in questo momento. E in difficoltà, io ripeto, e purtroppo è la terza partita, difficoltà fisica reale. Anghissà non riesce a completare le azioni che comincia, non ci riesce, non può giocare, in questo momento non può giocare, è arrivato al picco, ha segnato dei gol consecutivi, alla grande, è arrivato al picco, si deve fermare, deve giocare Oriali, se non hai nessuno, non può continuare perché è un pericolo che sai che... Poi il gol non lo prendi nella zona sua, ma non significa niente. L'avversario sviluppa, tu non sviluppi bene, tu non sei più pericoloso e le partite non si sviluppano in un certo modo. Raspa bene, Mario, sono d'accordissimo. Raspa ha cercato la mattonella, l'ha trovata, ha sbagliato qualche appoggio all'inizio, però ha carburato e si è mosso bene. Quello che ci aspettiamo dalla seconda punta che gira intorno a Lukaku, che viene anche a dare una mano anche a centrocampo a
a cucire il gioco, lo ha fatto anche bene. E quindi così. È chiaro che la presenza di Raspa limita in qualche modo le offensive di McTominay, perché nello scambio di posizione, quando Raspa si abbassa, lì deve salire McTominay, non sempre questo, però è anche questione di automatismi. Non è solamente il modulo, perché il modulo, teniamo presente sempre l'Inter che fa questo modulo, ma tu ti ritrovi i centrocampisti al posto dei difensori, i braccetti che salgano, se tu ci lavori per 3-4 anni è un conto. Se tu ci lavori una settimanella è chiaro che io più di così non mi potevo aspettare. Quindi abbiamo tenuto in mano, abbiamo tenuto a botta, però tanti errori individuali, un bel po' di mancanza di qualità nello sviluppo, tanti errori individuali, qualche errore individuale l'ha fatto anche la Lazio, quindi è uscita questa partita un po' fru, nel senso con sbavature, parecchie sbavature. Allora, il vocale del profilo di Ervar, sì Giuliano, ci arriviamo, non ti preoccupare. Ma è normale che fa solo 2 sostituzioni anche quando la squadra in affanno butta. Sono d'accordo. Io per esempio ho urlato, ve ne sarete accorti nella reaction, ho urlato a mettere almeno Simeone. Perché se tu non ti fidi, dici vabbè Gilmour, non voglio togliere fisicità al centrocampo. C'è della live in questo supporto. Punto d'oro, leggi la domanda fatta a Raspadori da DAZN, siamo al limite dell'imbarazzante. E adesso la leggiamo, caro Nicola, grazie mille sempre Nicola. E adesso recuperiamo tutto, perché vedo qua eccoli qua tutti i vocali. Devo solo organizzarmi un momento e mi organizzerò. Babbro, calma, siete scatenatissimi. Adesso recuperiamo tutto, datemi un attimo, torno indietro, ok. Di che stavo parlando? Di Simeone. Io capisco che tu non vuoi mettere Gilmour perché hai paura che poi succeda una mischia, un cross in mezzo e ti mancano i centimetri di Gilmour, se poi capita un calcio d'angolo e buttano una pallata. Io credo che quello scatta nella testa di un allenatore. Però Lukaku Simeone, anche a livello di fisicità, è chiaro che Lukaku è più grosso, ma un Lukaku che ha fatto la lotta romana per 90 minuti, ci puoi mettere un Simeone più fresco dentro a fare la lotta romana. Se è una questione di lotta romana, io capisco di non mettere Gilmour, ma un Billing lo puoi mettere perché è il più alto della squadra, lì lo puoi mettere. Non può essere che non può proprio vederlo il campo. È arrivato Rafa Marin, improvvisamente Rafa Marin, no? Veramente alcune cose sono inspiegabili. Il Como è la migliore piccola che puoi prendere in questo momento, perché loro fanno la partita e ti organizzi di conseguenza e tu in questo momento non sei in grado di farla. Non sono d'accordo, caro Mario, perché il Como è una piccola che fa la partita, è chiaro, tu la leggi bene la partita, ma io non sono contento di una squadra che ti viene a fare la partita, perché in questo momento noi la possiamo subire la partita. Non siamo impermeabili e il Como è una squadra che non ha alcuna pressione. L'allenatore è anche il proprietario, è anche uno di, quindi loro giocano a pallone, pensano di non retrocedere, eccetera eccetera, giocano a pallone e ti possono fare male. Quindi io non sono assolutamente contento che sta per arrivare al Como, perché puoi fare una brutta figura, perché il Como ci ha messo in grande difficoltà già all'andata, e se vengono a giocarti a pallone che la palla non la vedi, perché tu ti puoi organizzare di conseguenza, e siamo d'accordo, e Conte la fa la partita di contrapposizione, ma se fisicamente non li segui, ti scappano tutti, sono tutti giovani e frizzanti, Fadera, Diao, Nico Paz, Strefez, ti scappano tutti da sotto, non li prendi più. Quindi non sono assolutamente d'accordo che il Como è la migliore, è pericolosissima col Como. Spiegatemi i cambi suicidi con Roma e Udinese. E non torniamo indietro, parliamo dei cambi di adesso. Cheat, non metteremo giocatori. Esatto, Politano a sinistra. Per favore non dite che i gol della Lazio erano imparabili. Il secondo era molto lento, avendo tirato col piede debole. Il primo era centrale, 33 metri. Il secondo, per me, è più difficile del primo. C'è della live in questo supporto. È preciso. Però il primo per me era parabile, cioè forte, tutto quello che vuoi tu, ma era centrale, sono d'accordo, Menzo. Billing non sembrava tanto male da inserire, non capirò mai questa paura di sostituire una chissà che necessitava riposo. Raspa in posizione giusta.
Esatto, sì. Infatti Raspa ha convinto, dopo ha sviluppato anche bene, ha fatto dei cambi di gioco, mi è piaciuto. Non mi ha convinto tanto Di Lorenzo, secondo me mi ha mandato in confusione anche dal ruolo di tutta fascia dove tu hai più spazio ma in realtà no, perché poi devi tenere un occhio a Tavares che ti scappa da dietro e non avevi l'aiuto di un Politano e di una chissà, quindi un po' lasciato solo. Rachmani in grande difficoltà secondo me su Zaccagni, proprio lì è un mismatch che non funziona, e Rachmani era sembrato più sicuro da centrale che non da braccetto, perché non l'ha fatto il braccetto questa volta, e quindi le ha provate un po' tutte, e secondo me questa squadra non è in grado di switchare tra le varie cose e mantenere un livello di prestazione alto a prescindere. Purtroppo Mazzocchi era esausto, se si fosse fatto male anche lui saremmo... sì, non lo so a chi stai rispondendo, Angela, ma sicuramente... KK, sarebbe stato il gol di Mazzocchi, anche se era lui in zona Marusic, sarebbe stato una vittoria con, tra virgolette, gol di Mazzocchi. Niente da fare, era un gol anche fortunato, quindi fortunoso come dicono quelli là. Però ci sta, fa male perché arriva in rimonta, perché arriva nel finale anche questo. Però ci sta il pareggio, cioè ragioniamo sul pareggio, sull'entità del pareggio, è il risultato più giusto, perché sbagli un po' di errori da una parte, un po' di errori dall'altra, il Napoli passa in vantaggio con un po' di fortuna, loro avrebbero potuto pareggiare quei pochi centimetri al contrario, noi non era in fuorigioco, Zaccagni era in fuorigioco, secondo me il pareggio è un risultato giusto alla fine. Ti fa male perché sei arrivato vicino all'impresa, la stavi raccogliendo e non è arrivato. Simeone e Okafor andavano inseriti per mettere paura. Secondo me Okafor non mette paura proprio a nessuno in questo momento. Grazie mille. Fermi tutti, c'è follia. C'è follia. Tutta la vostra carissima Paolo è pazzo, generosissimo. Ai ragazzi non mi sento di dire nulla, ma la società perché non ha approfittato di un'annata così ghiotta? L'anno prossimo che ne sappiamo se Juve e Milan saranno di nuovo a questo livello? Grazie Paolo, io non lo so se tu hai visto il mio video dove proprio quello dico, purtroppo i miei video sono troppo lunghi e non tutti arrivano alla fine, ma sono esattamente le parole che ho detto io a un certo punto. Ma voi che ne sapete l'anno prossimo cosa succede, chi si riorganizza, chi stecca la stagione, chi non la stecca? Si era creata una situazione dove incredibilmente avevi accorciato le tappe che io ritengo necessarie, che Conte conosce, che sa che deve fare il percorso e che ma tu puoi pure accorciarle e poi continuare a lavorare. Non è detto che se tu accorci le tappe e ti giochi lo scudetto fino alla fine, ce lo stiamo giocando alla fine, vediamo se riusciamo a mantenere. Però questo significa dover fare le tappe, significa che a un certo punto ti vengono meno, a un certo punto il non avere dei ricambi all'altezza fa spompare quelli che giocano sempre, e quindi anche questo aveva messo in conto Conte quando diceva questi sono punti che servono per la Champions, il fieno in cascina significa la Champions, il fieno in Champions, e serviva per questo proprio nei momenti di flessione che tutti gli allenatori sanno che a un certo punto arrivano questi momenti e devi tenere botta e non devi crollare fisicamente, non devi crollare psicologicamente. Quindi questo è accaduto e mi dispiace tantissimo che insomma resta il dubbio, non ci sei riuscito, e quindi Manna ha dimostrato la sua esperienza, e poi mi vengono a scrivere male Valerio, come fai a dire che è inesperto? E come faccio a dire che è inesperto? Hai TIS, il direttore sportivo, lo ha detto lui, non sono contento, Conte non è contento, non siamo contenti perché ho sbagliato. Quindi non ci sei riuscito perché il tuo direttore è troppo giovane e non hai avuto modo di farlo, oppure non volevi farlo e hai detto ma sta bene così, non ti preoccupa, se riesci a farli quelle cose senza andare oltre certi parametri fallo, altrimenti va benissimo, tanto abbiamo messo il fieno in cascina per la Champions. È un ragionamento legittimo che ognuno si può dare la risposta, perché poi non ce lo diranno mai. E dicevo, Okafor secondo me non fa paura proprio a nessuno in questo momento. Simeone, più che far paura, è uno che dà fastidio alle difese in pressing, che ti può dare un apporto, e secondo me andava inserito. Posso essere scettico sul fatto che per me non ci sta provando fino in fondo? Sì. Ma chi? Il Napoli, la società, il gruppo squadra o Conte?
Giacomo, fammi sapere. Sei il direttore sportivo di una squadra di Serie A. Sì, la prima volta, caro Roberto, è la prima volta che fai il direttore sportivo di una squadra di Serie A. Hai 36 anni e hai fatto il direttore sportivo della Next Gen, dove non hai delle cose da fare, degli obiettivi da raggiungere, devi far crescere i giovani, devi avere delle intuizioni su dei giovani che ti piacciono e inserirli e darli a disposizione, non devi raggiungere nessuna promozione, nessun risultato. La Next Gen e il Lugano, non so quale altra squadra dove, messo lì, ancora più giovane di adesso, quindi a farsi le ossa. Quindi sei il direttore sportivo di una squadra di Serie A, giovanissimo e inesperto, e lo ripeto, e io preferisco che i giovani poi si fanno le ossa da qualche altra parte, tipo il Carpi, fai dei percorsi così e poi arrivi come direttore sportivo quando già c'hai un'esperienza e una proprietà di... C'è della live in questo supporto. Bravo. Sospetto Antonio a giugno con la lista della spesa e se un'altra volta si ritrova con Asa e Billing. Un bacio a tutti, è stato bello, ciao. Caro Bra, purtroppo questo è un pensiero logico che condivido. Io ho un pensiero molto preciso su Conte, l'ho detto quando è arrivato, che Conte aveva bisogno e voglia di rilanciarsi, perché anche a livello internazionale è visto come uno che non è dolce di sale con le sue società, se non fanno le società, anche quando fanno, io ricordo che gli avevano fatto il mercato all'Inter e comunque si lamentava, e quindi Conte secondo me aveva questa voglia di rilanciarsi e ha preso una gestione anche molto morbida di quello che è il lavoro della società. Ha detto io posso dare un consiglio, ma poi mi devono ascoltare o non ascoltare. Non punto i piedi, sta alla società voler fare o non voler fare, quindi non è uno che ha detto mamma mia che schifo eccetera eccetera, anzi ha sviato sul mercato e ha ricordato le altre problematiche tipo il centro sportivo, tipo lo stadio, dicendo una cosa fuori tempo, sempre attuale ma fuori tempo. Quindi lui ha mantenuto, perché così ha dimostrato anche abbastanza aziendalista. Ma come? Gli vendono Kvara e lui dice colpa mia, sono deluso da me stesso. Gli vendono Kvara, non glielo sostituiscono e non fa il diavolo a 4, quindi lui si vuole rilanciare. Però io sono convinto che lui sta mettendo in chiaro le cose. Guardate questa squadra, questa è la squadra senza coppe, guardate con la panchina così esigua quale difficoltà si incontrano, perché ti può capitare la squalifica, attenzione ai cartellini gialli, ti può capitare la squalifica, ti può capitare l'infortunio e ti ritrovi con Asa, e quando ti ritrovi con Asa non gioca e quindi devono fare gli straordinari gli altri. Tu entri in Champions, perché questo è l'obiettivo di entrare in Champions, il Napoli avrà da fare un mercato importantissimo. Abbiamo fatto un mercato importante quest'anno d'estate, quasi inesistente invece a gennaio. A giugno lo dovrai fare importantissimo, ecco perché aveva forse anche senso di provare a dare un'accelerata già da subito, in modo tale che inserivi dei giocatori che già facevano familiarizzare. Fermi tutti, c'è del supporto. E questa è la cosa. Quindi poi a giugno carissima, noi esultiamo per le vittorie, voi per i pareggi. Vedi che indusì urlare in faccia a Di Lorenzo. Non l'ho vista sta cosa perché stavo urlando in faccia alla telecamera, caro Alberto, grazie, lo recupererò e dispiace se fanno i buffoncelli, ma Guendouzi è famoso per questo atteggiamento. Quindi per quanto riguarda Conte a giugno, il problema è un altro, è che tu non puoi salutare a giugno, perché ti possono anche rispondere, dici no, ma noi abbiamo tempo da fare, lo faccio fino a settembre, il mercato è aperto. Quindi il problema è che lui ti può salutare a settembre, cioè ti può salutare a inizio stagione, e là Napoli ti devi far trovare pronto. O tu non pensi proprio al sostituto di Conte, perché dici io ho già tutto il piano, so qual è il mercato che posso fare, ho già bloccato dei profili, Conte è contento e non c'è problema. Oppure, se tu sai che certe cose possono essere difficili, avevi il sì di Danilo, non è andato bene, avevi quasi il sì di Garnacio, ha cambiato idea, avevi delle idee che non hanno funzionato, devi essere pronto con il resto del piani B, piani C e piani D del mercato, ma devi essere pronto anche con il piano B per l'allenatore,
perché Conte ha uno storico e non puoi far finta di cadere dal pero ogni volta. Ma io non me l'aspettavo che Spalletti se ne volesse andare. No, e io sì. Com'è che io sì? Com'è che io lo sapevo che Spalletti se ne voleva andare a prescindere dalla stagione e il Napoli no? Quindi il Napoli non rispondesse, poi io dovevo incatenarlo Spalletti. Non funziona così il calcio, i contratti non servono a niente, quindi devi essere pronto. Elmas intanto è tornato e ha fatto un gol incredibile, e per quanto riguarda Elmas mi piace ricordare a tutti gli amici bellini, perché molti mi scrivono eccetera eccetera, no? Ci avrebbe fatto comodo, sì. Resto con la speranza, perché ho fatto una ricerca approfondita, ho fatto il video sugli extracomunitari, resto con la speranza che non si poteva fare per una questione di extracomunitari, cioè che il Napoli aveva già raggiunto il tetto massimo di ingaggio extracomunitari per quest'anno, e togliere un Kvara extracomunitario non ti aggiunge un altro slot. Quindi io resto con questa speranza, non è la certezza, perché non è chiaro il regolamento tra scozzesi, tra quanti ne puoi prendere, se gli scozzesi sono extracomunitari o no. È un regolamento scritto male per le mie capacità mentali. Nessuno ha fatto la domanda a manna, nessuno chiede con precisione le cose che potrebbero toglierci dei dubbi, quindi io resto con la speranza che non si poteva fare. Non ci posso mettere purtroppo la mano sul fuoco perché non è chiaro, però se non è Elmas poteva essere qualcun altro. Elmas è chiaro che ti fa male perché doveva essere il sostituto naturale di Zielinski, già pronto, già innamorato, ancora tiene la foto con la maglia del Napoli con lo scudetto, ha giocato all'Ipsia, sta giocando col Torino, ancora non la toglie e non la toglierà. Non la toglie. Penso che a un certo punto le squadre che lo pagano dovranno costringerlo a toglierla. Quindi nel momento in cui tu porti a scadenza Zielinski, ti vendi Elmas, io questa storia purtroppo non la capisco. Lui voleva andare a giocare, va benissimo, non ci devi arrivare al punto in cui uno se ne vuole andare, devi trovare il modo che, devi dire guarda, sei importantissimo per noi, perché il posto che lascia Zielinski vacante è tuo e sarai titolare l'anno prossimo, e secondo me Elmas con Conte giocava alla grande. Ma questo è un altro paio di maniche. Ti conviene ascoltare i vocali? Mancano 250 like. Assolutamente. Angioletta, hai ragione. Allora faccio una cosa. Io poi se mi sposto di là però, fatemi vedere una cosa perché devo aggiungere i vocali. Quindi fermo. Grande. Ok, partiamo. Ciao Vale, terzo pareggio consecutivo, Roma, Udinese e Lazio. Ma una cosa che ha detto il tenista Iason di questo, mi pare fosse Stramaccioni, è che il Napoli in queste ultime 3 partite si è fatto recuperare. Cioè, ha pareggiato la squadra avversaria, e questo secondo me è indicativo, in particolar modo oggi e contro la Roma, del fatto che non è una rosa lunga, che nei secondi tempi non puoi mettere praticamente a nessuno. Oggi è entrato Rafa Marin che non ha fatto neanche un minuto in Serie A, ed è indicativo del fatto che se non metti magari un attaccante di qualità in un secondo tempo, non metti pressione alla squadra avversaria, che non ha timore e che quindi magari ti segna e prende coraggio, te la pareggia o magari te la può anche ribaltare. E questo secondo me è molto indicativo di quello che hai fatto nel mercato di gennaio e che te lo stai portando appresso anche adesso, te lo porterai appresso. Comunque al minuto 90 c'era un Piccione in campo, il signor Piccione sempre presente. Ciao. Il Piccione, il signor Piccione. Massa, insomma, ha fatto delle cose che non mi sono piaciute, ma non è stato disastroso come massa, diciamo, muscolare, ammasso di errori. Billing vale meno di Casadei, che qualche minuto l'avrebbe fatto. Casadei sta prendendo minutaggio, è entrato molto prima di Elmas nelle rotazioni del Torino e mi sembra fa qualche errore, li fa, però prenderà confidenza col campionato e secondo C'è me della live in questo supporto. perché ha colpo di testa e ha tutta una serie di cose. Aspetta un attimo perché Diego, quanto è difficile tifare Napoli, meno male C'è che della me live l'avete- in questo supporto. Uè, Diego, ma che stai diventando? Non lo posso accettare. Non è così. Non è così che facciamo comunicazione qua. Non te lo permetto assolutamente.
abbonato, non abbonato, il linguaggio lo devi mantenere di alto livello, altrimenti chiudiamo. Assolutamente. Qualsiasi accusa nei confronti di allenatore, di giocatore, tecnica, scelta societaria, economica, ma il linguaggio deve rimanere perfetto. Non lo accetto, non te lo accetto, non te lo passo. Andiamo avanti. Buonasera Valerio, buonasera a tutti. Chiaro che per come erano le premesse, diciamo, per come era iniziata proprio la vigilia di questa partita, ci può stare. Però che cazzo, c'è la terza partita che ti fai recuperare, che rottura di coglioni. Cioè, a sto punto c'è proprio un problema sulla gestione del risultato. Cioè, non voglio attaccare Conte perché... però delle colpe le ha, cioè ma anche come messaggio alla panchina, se un Anghissa in quelle condizioni, sfatto, che ha regalato solo palloni, c'è stato veramente un momento dove 4 azioni su 4 sono sbagliate tutte e 4, Anghissa ha regalato palla alla Lazio, è stato graziato che non ha preso un giallo e potevamo rischiare veramente di perderlo pure per la prossima partita. Cioè, ma pure che cazzo di messaggio è alla panchina che non esiste un Cristo che può entrare ed è meglio di un Anghissa in quelle condizioni ammonito? Cioè, che messaggio è? Poi magari la realtà è davvero questa. Ma che cazzo di messaggio è? Perché non si può vedere Billing? Perché non si può vedere come Cristo sia? Cioè, Gilmour, cazzo, è più piccolo di Anghissa e tutto quanto, ma c'ha la cazzimma, c'ha tutto. Vabbè, va bene così comunque, forza Napoli. Sono d'accordo, Massi. Capito quello che dico? Aspetta, quello era un altro gruppo. Sono d'accordissimo. Questa è una domanda che deve arrivare precisa a Conte. Dice, ma Billing non è proprio in grado? Ti è arrivato un giocatore rotto, è un giocatore che non è... Perché comunque viene dalla Premier, magari in Premier non stava più giocando bene, ma ha avuto dei momenti in cui non è pronto fisicamente, anche lui è venuto che non era in condizione... Però stiamo parlando, non devi fare una partita sana di movimenti tattici pazzeschi, eccetera, eccetera. Gli ultimi 20 minuti non mi sembra che chiedere troppo. Quindi è una domanda che vorrei che la facessero a Conte. Bravo, Brilling è un ragazzo serio, bravissimo, Pasteccesi, tu sei attento in quello che ha detto Conte. È un ragazzo, quando dicono è un ragazzo serio, la famosa frase, è un grande professionista. Quando dicono un ragazzo serio mi dà l'impressione che proprio tu l'hai visto giocare a pallone e hai detto non sai proprio giocare, io devo vincere le partite, se ti metto perdo. Questa deve essere la risposta così. E a questo punto ha anche senso poi essere trancianti e dirla, però almeno non lo può dire a noi, ma spero che lo abbia comunicato poi in società. Dice mi hai preso questo, non sono buoni. L'avallo ce l'hai messo o non ce l'hai messo? Abbiamo fatto di testa nostra? Oppure Conte ha detto sì, questo va bene. Lo prendi, lo vedi, è un altro paio di maniche. E a quel punto è diverso. Fabietto. Ringraziamo la Società Sportiva Calcio Napoli nella figura del presidente Aurelio De Laurentiis, che purtroppo neanche Conte può fare i cambi e questa è la fine che si fa, si pareggiano sempre le partite nei minuti finali perché i ragazzi titolari almeno danno tutto, come sposta un attimo un giocatore subiamo gol. Stasera l'errore c'è stato ed è stato di Juan Jesus perché se lascia passare quella palla all'inizio che poi la Lazio recupera appunto il pallone e va a segnare, c'erano 2 giocatori della Lazio in contropiede, invece Juan Jesus la prende di testa, però non lo sto incolpando, infatti ho detto errore. Aspetta Fabio, 3 pareggi consecutivi. Se stai parlando del primo gol è Rachmani che la prende di testa. Juan Jesus nel secondo gol buca l'intervento, non ci arriva di testa, si squaglia, va a contatto con DA e non riesce a continuare. Poi l'azione continua e arriva la palla in zona, Juan Jesus ha recuperato, si finisce al centro, ma in quella zona ci sta Politano, che pure diventa trasparente e DA può tirare tranquillamente e sta anche accorciando McTominay. Quindi se ti riferisci al secondo gol, sì, il primo gol è Rachmani. Per la gioia degli strisciati e domani sera la Juve renderà il favore all'Inter quando con Napoli di Sarri, perché l'Inter si scansò, la Juve vinse e domani sera si scansa la Juve. Tra di loro si scambiano questi tipi di favori.
Ciao Valeria, buonasera amici bellini. Ciao Valeria, il traduttore ha detto ciao Valeria, che pure va bene. Allora, per colpa di ADL, per non aver messo i soldi o di mano di non essere riuscito a chiudere nessuna trattativa seria, questa è la domanda che io pongo a tutti voi, perché non posso avere la risposta, non lo so, non lo posso sapere. È più facile per me dire è colpa di quello, è colpa di quell'altro e portare avanti un'idea che ho mia. No, io metto tutto nel calderone e ognuno si faccia un'idea. Questo è, ricordate, il quarto punto del canale. Sfogare, divertirmi, pelo nell'uovo e darvi pelo nell'uovo nel senso che vi può dare il quarto punto, vi può dare una contronarrativa rispetto a un flow di narrativa generale, generalista e generalizzata. E così è storia. Poi arrivo io, vi porto i dati e dico non è storia, è la tua opinione e può essere opinabile. Quindi quello è il quarto punto. Poi il pelo nell'uovo, cioè andare a vedere la scarsetta e ragionare insieme. Ragioniamo, e Manna è inesperto e De Laurentiis invece ha detto vai spendili questi 75, oppure De Laurentiis ha detto no, non spendere niente, se arrivano le condizioni che riesci a fare è bene, se no non fare quel passo in più perché non c'è bisogno, a noi interessa solo la Champions. Due realtà che possono essere parallele, possono anche convivere e non mi sento di escluderne nessuna. Io credo che i vincoli li avessero anche giunti. Chiavelli fa filare tutti, quindi decide il presidente anche indirettamente, senza dubbio. Chiavelli poi è quello là dei conti che magari per lui, queste sono cose poi più tecniche, spendere a gennaio è un conto perché va in quel bilancio, poi spendere a giugno ne è un altro perché si apre un altro bilancio. Queste sono cose che onestamente vanno approfondite tecnicamente col chi è del mestiere. Vincere quest'anno avrebbe aiutato il prossimo anno, ti avrebbe tolto il peso di vincere lo scudetto per forza. La vedo così, prossimo anno con una rosa più ampia, senza alcuna coppa ci sarà pressione. E come fai a dire senza alcuna coppa, Ayub? Che noi finiamo settimi, decimi pure quest'anno? No, se l'anno prossimo, tu dici, lo dovevi vincere quest'anno senza alcuna coppa. No, non hai già capito, Ayub, se lo riscrivi meglio, perché l'anno prossimo avrai una rosa più ampia, lo devi fare per forza una rosa più ampia e avrai le coppe, le due cose vanno insieme. Quindi l'obbligo di vincere lo scudetto non ci sarà neanche l'anno prossimo, che se ne dica, che ne vogliano dire. Non ci sarà perché non ci può essere mai l'obbligo di partire da favorito. Lo possono fare, lo possono dire, possono mettere cose in bocca, eccetera, eccetera. Non attacca. Se tu parti da un discorso di logica e di possibilità di ingaggi e di potere politico, non attacca, non sei mai il favorito e non avrai mai la pressione di dover vincere per forza. Ci aggiungi le coppe e quindi il discorso deve valere da tutte e due le parti. Poi che senza le coppe non vince il Napoli, non ha vinto la Juve l'anno scorso e non è detto che senza le coppe fai un campionato esaltante, visto che la rosa è quella che è la realtà dei fatti e l'abbiamo analizzata alla grande. Vi ricordo che siamo ancora primi, sì, vabbè, però saliamo col livello, Fernando, siamo ancora primi, non significa niente, tu devi analizzare il momento della squadra, la squadra è in flessione e io sto preparando il terreno per quando la squadra potrebbe perdere la vetta e perdere il contatto con la vetta. Perché se tu basi la tua felicità e il tuo giudizio sulla classifica, come sta facendo anche la curva A e la curva B con il volantino, siamo primi, com'è che... resti deluso e quando poi arrivi al momento che la perdi, sei più deluso che mai. Invece io sono molto più tranquillo, perché so delle difficoltà. Faccio conto che la vetta l'abbiamo già persa, perché... poi chiaro, Inter, Juventus è una tripla eccetera eccetera, poi si deve continuare. Faccio conto che non sto lavorando per lo scudetto e sono meno incazzato per le occasioni sprecate. Capitemi, leggetemi, guardatemi nell'anima quando vi dico una cosa. Io devo prepararmi e ci dobbiamo preparare all'eventualità che la vetta si perda. E C'è se la della live in delusione è questo troppo supporto. grande, che si basa solo sul fatto di essere primi, noi finiamo per essere scontenti al punto di parlare di una stagione deludente se dovessimo arrivare secondi, terzi o quarti, il che è sbagliatissimo. Non possiamo permetterci
di trovarci a fine anno, se dovessimo arrivare secondi, terzi o quarti, di parlare di una stagione deludente. Assolutamente no. Dobbiamo essere pronti a fare gli applausi al gruppo squadra. Conte si è tolto la mela, ha detto fate gli applausi, è tutto merito loro. È chiaro che non è tutto merito loro, è merito anche di Conte, è merito di Oriali, è merito di De Laurentiis che ha preso Conte, è merito di Manna che ha fatto un certo mercato d'estate. Daremo i meriti a tutti se arriviamo dal quarto in su. Non fatevi prendere da quella cosa, ma c'è lo scudetto per forza, perché le condizioni in cui si trova il Napoli in questo momento, tra cose non fatte e sfortuna, perché poi ci si aggiungono anche cose che devi essere sempre pessimista perché arrivano gli infortuni e le cose, in questo momento stare lì, mantenere questa cosa è il famoso, e capita a fagiolo, dove sta? Ross, che capitava proprio a fagiolo, il fieno in cascina, che ti permette con questi tre, perché avevo pareggio che la Roma, lo sappiamo, è una Roma disastrata, ma oramai sono tutte triple con la Roma, perché possono indovinare la partita. La Lazio, finalmente hai fatto un punto, l'hai incontrati 3 volte, quindi è più 1 nella classifica, Guido, perché ci avevi perso all'andata. Non ci sta con l'Udinese, però l'Udinese ha fatto la partita e nel campionato capitano quelle 2 o 3 partite stregate dove la squadra più piccola gioca meglio di te, dove tu sei in flessione fisica o psicologica e quindi perdi punti per strada. Per fortuna esiste il fieno in cascina che ti permette, nonostante il momento di flessione, di non sprofondare, perché mentre capita il momento di flessione tua non c'è le altre che vanno a 1001 notte, vanno come l'Inter dell'anno scorso, no, capita anche a loro, può capitare anche a loro. Quindi tu hai messo quel cuscinetto tra il primo e il quarto posto, che è un cuscinetto importante. Hai pareggiato con la Lazio non ti ha recuperato altri 2 punti. Secondo me è importante se la vedi in ottica Champions. È chiaro che se la vedi in ottica scudetto è molto deludente. Allora, andiamo a vedere. Nicola, buonasera a tutta la stanza. Non so se l'avete già detto, non è un problema pareggiare all'Olimpico a Roma con la Lazio, il problema è che hai perso 2 punti con l'Udinese. Sì, è un po' quello che stavo dicendo, che alla fine con quelle 2 squadre là tu lo metti anche in preventivo, con l'Udinese no. Però lo metto in preventivo anche quello perché ne abbiamo visti di campionati, Nicola, e sappiamo che capita la partita con l'Empoli, la partita col Chievo all'epoca, capita la partita che tu vai e non funziona e magari prendi pure la siringa finale. Ci sono 2 o 3 partite in un campionato normale dove capita, dove succede, alcune te le sei giocate già, per esempio il 3-0 col Verona all'inizio, te la sei giocata già, ma ti è capitata questa all'Udinese, non hai perso perlomeno, questa partita l'anno scorso l'avremmo persa, e siamo ancora là. Il problema è il perché stiamo faticando, esatto, questo è un discorso più profondo, questa è una domanda, più che parlare della classifica, del distacco, il quarto posto, il quinto posto, perdere il primo posto, è il chiedersi, riusciamo a risvoltare e a essere di nuovo dominanti anche fisicamente e prendere la partita in mano e giocarcela, perché oggi grande difficoltà, hai dovuto anche fare il modulo diverso eccetera eccetera, però io voglio rivederlo il Napoli, perché c'è pochissimo attack momentum qua contro la Lazio. Statistiche, possesso palla equilibrato, è rimasto uguale sia nel primo tempo che nel secondo tempo, 53 loro, 47 noi, e anche un expected goal abbastanza basso, 0,63 loro, 0,35 noi. Ma riusciamo a essere di nuovo dominanti? Dobbiamo staccare la spina e ricominciare? Qualcuno ha fatto una atleticizzazione della squadra? Sono domande che si possono fare invece di chiedere ma la pizza. Buonasera a tutti ragazzi. Stai a 2 minuti, sei un pazzo. Valerio, partirei con il pompierare perché un pareggio all'Olimpico con la Lazio, soprattutto con tutte le defezioni che avevamo, ovvero catena di sinistra inesistente tra terzini e esterni, direi eccellente. Nessuno forse ci avrebbe quasi sperato, contando che ci hanno battuto 2 volte su 2 in stagione. La Lazio sia in Coppa Italia sia in campionato, non ce lo dimenticheremo. Resta rammarico per il gol subito nel finale, però i ragazzi sono stanchi, cioè l'avevamo detto già la settimana scorsa, lo ribadisco e lo ripetiamo, non conta, non c'entra che c'è solo il campionato, arrivi che se hai solo 12-13 giocatori, puoi mollare dei colpi. E comunque hanno fatto una partita dignitosissima, di buonissimo livello, io
Anzi, devo chiedere a Conte perché non si è provato prima Jack insieme a Lukaku, perché ha funzionato tantissimo. Ho visto dei cambi di gioco di Raspadori sia col destro sia col sinistro che ci Ma come fai? Quando la squadra poi funziona e porta i risultati, come fai a non confermarli e cambi? Poi cambi e magari non funziona e dici ma che cagnata fa? Stava andando tutto a meraviglia. Questo è difficile chiederlo all'allenatore. Di solito le opportunità capitano nei momenti di difficoltà, le cose, ecco perché io ero proprio contento. Ci sono arrivato senza aspettative a questa partita, ma con la speranza, dicevo, se funziona il 3-5-2 hai un'arma improvvisa in più dove puoi essere anche un po' più imprevedibile, non solo a partita in corso, ma anche in prepartita. Puoi anche giocarti una carta, dici non lo so domani, sai? E allora metti una pulce nell'orecchio a una squadra che ti devi affrontare, perché signori miei, il Napoli è letto, è difficile da fare, quando il Napoli sta bene è difficile anche se sai quello che farà. Ma il 4-3 del Napoli è letto, si sa, i terzini che vanno al centro, così si possono trovare delle contrapposizioni, come anche il gioco dell'Atalanta, nonostante sia particolare. Nicola si è messo là e ha trovato le contrapposizioni. Quindi la speranza mia era proprio quella, momento di grande difficoltà, ti trovi costretto a fare una cosa nuova, la cosa nuova funziona, te la ritrovi nell'arsenale delle cose che puoi fare. Ma chiedere a Conte di fare questa cosa quando le cose stavano funzionando mi risulta difficile. Hanno velocizzato non di poco le manovre offensive, abbiamo creato delle occasioni importanti con delle giocate anche di prima, scambi di prima tra Lukaku e Jack, sia sul gol sia sul tiro ad incrociare di Romelu. Su Buongiorno di un sospiro di sollievo, oddio, forse è stato tolto al 60esimo anche perché non volevano rischiarlo troppo alla prima rientro, lo sapranno sicuramente meglio di noi, Sì. però era sul pezzo fin quando è rimasto in campo e mi dispiace anche per Rafa Marin perché è entrato, Conti ha dato questi 5 minuti più recupero di gloria, ma sul gol si vorrebbe comunque vedere come prova ad uscire Zaccagni, non riesce ad anticiparlo, quindi qualcuno gli può fare comunque la pulce, però poverino non è colpa sua. Là devo rivedere, non l'ho visto coinvolto nell'azione del gol. Lo rivedrò. Forza Napoli sempre. Forza Buonasera a tutti Napoli. ragazzi, buonasera Valerio, partirei. Anche Davide, 2 minuti ragazzi con i vocali, 2 minuti sono troppi, vi devo mettere a 2 per e non ce la facciamo più. Cerchiamo di rimanere sempre sull'1 minuto perché altrimenti così. Amen, Giuseppe, se questo era il miracolo faccio una maglietta bellissima, proprio col 4 e col miracolo. Meraviglioso, amen, speriamo. Buonasera Valerio, buonasera a tutti gli amici della community. Sono sinceramente un po' deluso, ovviamente non della partita dei ragazzi che i titolari ci hanno messo il cuore, hanno fatto una partita estremamente orgogliosa, hanno dato tutto, ma puntualmente negli ultimi 15 minuti, così come è accaduto anche contro la Roma, con una squadra stanca e in vantaggio per le altre cose, devi rischiare qualcosa, non ci sono i cambi, devi inventarti qualcosa. Io personalmente avrei messo dentro N'Gonge e sarei passato negli ultimi 10 minuti, nell'ultimo quarto d'ora sarei passato col 3-4-3, perché alle volte quando si dice che l'attacco è la miglior difesa, la Lazio comunque a prescindere si sarebbe spinta perché in svantaggio e avremmo avuto le occasioni per andare in contropiede. Non vogliamo capire, eppure le esperienze le abbiamo già avute, che quando ti difendi troppo, quando ti abbassi troppo, è come stasera quando vai a cambiare gli interpreti perché ti mancano i cambi, il pareggio può arrivare, il pareggio può sempre arrivare da un momento all'altro. Sì, il pareggio può sempre arrivare, purtroppo abbiamo il doppio storico, Davide. Abbiamo sia lo storico che ti sei difeso, hai fatto dei cambi più difensivi e hai portato il risultato a casa, e altri storici hai dove ti sei difeso, hai fatto cambi difensivi e ti sei portato il gol nella tua area di rigore. Abbiamo il doppio storico, di conseguenza la scelta poi sta in come tu ti senti dentro, come ce l'hai la partita, perché gli allenatori, tu lo sai, gli allenatori si sentono la partita e credono in questa partita posso dare un segnale di coraggio, in questa partita non lo posso fare perché è un segnale poi di che mi sto scoprendo troppo e mi apro alle possibilità dell'avversario. Quindi lo capisco, però c'è la doppia cosa. Conte ci ha detto noi dobbiamo difenderci attaccando. Questa cosa secondo me vale ed è valida quando stanno tutti bene. Se non stai bene, e ricordo le parole di Spalletti, è più facile quando stai in contrapposizione. Io mi devo inventare sempre un modo di attaccare nuovo perché siamo primi in classifica e la gente invece contro di noi si mette là, ti aspetta, ed è un lavoro più facile da preparare in allenamento, insomma in fase di preparazione della partita. Io mi devo inventare delle cose per creare. Ecco, secondo me questo è il discorso, cioè Conte se sa che ha un gruppo in questo momento spompato, non in grado di
e allora punta sulla cosa un po' più facile, tra virgolette, da fare, e cioè quello di difendersi, che è più facile rispetto a costruire senza perdere le preventive, senza andare in disequilibrio, perché questa squadra per essere pericolosa deve andare a Ghissà a 1000, deve andare a McTominay a 1000, i terzini devono avere qualità, perché se tu gli chiedi di fare delle cose, se poi non ce l'hai la qualità, tu sì, fai, perché fanno, perché rispettano quello che ti ha chiesto l'allenatore, ma poi non funziona. Io avrei dato una nota di coraggio, avrei messo, come ho detto, Ngonge e Politano sugli esterni, avrei tolto una Ghissà ammonito, anche se ha fatto una buonissima partita, e l'avrei chiusa col 3-4-3, per cercare di non farci attaccare in quella maniera lì, e anche se ci avessero attaccato avremmo avuto le armi per andare contropiede. Così invece lo abbiamo visto, che negli ultimi 10 minuti non avevamo più sbocchi di uscita e abbiamo lasciato totalmente il pallino in mano a loro. È un peccato. Vero, vero il finale, sì. Ragazzi, buonasera, che rabbia. Questo era veloce, per esempio me lo potevo sentire a 1 per. Ragazzi, buonasera, che rabbia perdere 6 punti così. Comunque fa abbastanza ridere questo processo. E poi partono dei vocali che non esistono. C'ho un sosia a Palermo, c'ho varie sosia, caro Fabio. Mi stanno arrivando parecchi che assomigliano. Ma va bene così. Con Mazzocchi sulla sinistra abbiamo fatto diventare X meglio di Garrincia. Incredibile. Ma non è tutta colpa di Mazzocchi, perché poi Isaksen, bisogna essere onesti, aveva la marcatura di Juan Jesus. Mazzocchi se la doveva vedere con Marusic. Quindi responsabile sicuramente di varie cose, ma non in questo caso di Isaksen. Cerchiamo di essere precisi, se no facciamo tutta una confusione, e quelli che poi non vogliono fare l'analisi e si concentrano sul attaccare i ragazzi singolarmente sui loro social, non gli voglio dare assist sbagliati. Quindi attenzione a questo. Ciao Vale, ciao amici bellini. Allora, già questa partita è stata un'esperienza mistica perché non sono a casa e l'ho vista con la telecronaca in croato, è già questo. In croato? Infatti vi recupero perché non riesco a seguire la live. E sinceramente di buono da questa partita, oltre il punto che secondo me è fondamentale, mi porto la prestazione di Raspa. Raspa secondo me è stato il migliore in campo dei nostri, a mani basse, e Anghissà è tornato in modalità Iastemme Edition perché non ne ha proprio più, cioè non è un Anghissà al 10% ti fa più danni che altro, e questo forse è l'unico, diciamo, errore tra virgolette che posso imputare a Conte oggi, perché anche perché ti interrompo, perché tu ti aspetti delle cose da Anghissà. Se tu c'hai Anghissà in campo, gli dai certi palloni che tu credi che lui possa raggiungere. L'ho visto un paio di volte di Lorenzo, non gliel'ha data benissimo, gliel'ha data un po' lunga, ma magari lui sa che l'Anghissà che conosce lui un po' più lunga, lui ci arriva e la va a recuperare. Quindi avere un Anghissà non in forma in campo, tu compagno di squadra ti aspetti delle cose anche in fase di distruzione di gioco avversario, di contrasto, che non ti fa, e tu dici allora devo andare ad apparare, e mentre stai facendo il tuo devi andare ad apparare anche quello che non fa lui. Possibile che è così tanto male Billing e gli altri che non possono proprio dare una mano a questo? È veramente... Capisco che non ti fidi troppo di Billing e di Gilmour, ma con una Anghissà del genere lo devi mettere. Cioè, almeno Gilmour, che ha più minuti, secondo me va messo molto prima. E detto questo, sinceramente, di nuovo ai ragazzi non mi sento dire niente, perché si vedeva che la partita la volevano vincere, ma fisicamente non arriviamo, nel secondo tempo non riesci ad arrivare sui palloni, e i cambi non ce li hai, e quindi purtroppo queste. E poi sul gol di Meret, non lo so ragazzi, male Meret su entrambi, forse più sul primo che sul secondo, non lo so. Sul gol di Meret ti è uscito, perché giustamente, no, secondo me sì, come dici tu, cioè, il primo sì è un tiro da lontano, però c'ha tutto il tempo di preparare, si vede che si sta preparando, lui ci va con la mano di richiamo, il che io so che è una cosa che devi fare, la tocca pure, però non riesce a spingerla in alto. Il tiro era forte, ma stiamo sempre a parlare del tiro troppo forte, eccetera eccetera. Secondo me lì ha qualche responsabilità. Secondo me il secondo invece no, era così angolato. Sì, era piano, sì, c'era il tempo devo rivedere il posizionamento iniziale, però quelli sono proprio i tiri che entrano, cioè che non ci arrivi, ti allunghi ma non ci arrivi.
Pochi tiri in porta e quando abbiamo tirato c'era la velocità di Paramount Plus. Caro principe, io pensavo fosse successo solo a me. Mi sono incazzato, ma vabbè, l'avete visto penso sulla reaction, cioè non è possibile. Nell'unico tiro poi che ha fatto Lukaku mi hanno messo la pubblicità per quei 2 o 3 secondi fondamentali, stavo come il pazzo. E infatti spero che poi nel replay non parta la pubblicità là per fare l'analisi anche di quella roba. Lukaku lo sappiamo che se non riceve palla fa male, vedi una palla buona ricevuta e si segna. Esatto, quello scambio che fa con Raspadori. Sì, io però qua su Lukaku un po' deludente perché qualche duello in più l'avrebbe secondo me potuto vincere. Però lì è un problema di sviluppo di manovra. Il Napoli non ha sviluppato bene secondo me questa volta. E do la colpa di questo al sistema di gioco nuovo. Vedrete nell'analisi tattica le varie volte in cui si sono trovati Buongiorno e Lobotka insieme, tra virgolette, da difensori centrali quando provavamo a costruire. E poi a un certo punto, per aggiustare questa cosa qua, Conte ha chiesto praticamente a Buongiorno, cioè quando si abbassa Lobotka, di Buongiorno di salire. Quindi si pestavano un pochino i piedi sullo sviluppo. Perché? Perché nel frattempo avevi creato degli automatismi con lo sviluppo a 4, che diventa a 3, quando si alzano i terzini e si abbassa Lobotka, che con la difesa già a 3 di partenza non riusciva altrettanto bene. Di conseguenza hai perso le catene, perché poi avevi il giocatore singolo, non avevi quello schema facile di isolare un esterno come Neres portandoti fuori i terzini o le sovrapposizioni. Quindi veramente va rivista bene, perché io ho visto un po' di una manovra un po' macchinosa, perché i ragazzi si alzavano e dicevano non posso fare questa cosa qua che so a memoria che funziona, devo fare un'altra, e automatismi non sono oleati. Oleati. Ciao Valerio, ciao a tutti. È un pareggio che lascia comunque scontenti sicuramente, però alla fine siamo in difficoltà, cioè siamo messi proprio male, troppi infortuni e comunque la panchina non è a livello dei titolari. Senza Poi dubbio. comunque mettiamoci che il cambio modulo secondo me ci ha pure penalizzato, perché Pure la comunque la squadra era imballata, non trovavano le posizioni. Poi comunque la Lazio è forte, il pareggio ci lascia l'amaro perché potevamo vincere, ma alla fine bisogna pure essere realisti, E comunque che Ndusi che esulta davanti al capitano mi ha fatto innervosi troppo. La devo rivedere sta Ciao, storia, Valerio. perché non l'ho vista. In quel momento stavo evidentemente alluccando con la telecamera, quindi non l'ho vista sta storia. Brutto, evitabile. Però credo sia famoso per questa roba qua, essere un provocatore. Comunque, piccola nota di colore, Isaksen deve avere subito dei traumi da qualche tifoso del Napoli. Secondo gol in campionato, entrambi grandi gol contro di noi, e niente, grazie mille. Nota di colore che abbiamo annotato. Ma oltre che i gol, ma grande partita proprio. Vi ricordate quando si parlava dello scambio Isaksen-Ngonghe? E onestamente io di primo acchitto dico, ma più o meno stiamo là, voglio dire, che ti cambia Isaksen rispetto a Ngonghe? Poca roba. Beh, l'Isaksen che ho visto oggi rispetto all'Ongong che abbiamo visto nelle ultime uscite, che è farfallino ma non efficace. Io ho visto un Isaksen sul pezzo, fare fase difensiva. Te lo sei ritrovato, avete visto che ce lo siamo ritrovati anche a sinistra, dove faceva la sovrappopolazione dell'altra fascia per mandare fuori i giri Juan Jesus, veniva a prendersi il pallone alla difesa, tiro, dribbling, punta all'uomo. Questo Isaksen qua alla grande proprio, me lo sarei preso proprio volentieri. Ma siamo sicuri che fa queste partite sempre? Ho visto poche partite della Lazio, quindi non vi so dire. Ciao Valerio, ciao Ciao. a tutti amici bellini. Dispiace per il risultato, i problemi di formazione erano evidenti, credo che nonostante tutto sia stata fatta una buona prova. Avevamo trovato anche per una volta tanto a nostro favore l'episodio fortunato che è stato appunto l'autogol.
Purtroppo però non l'abbiamo portata a casa questa vittoria. Il pareggio alla fine è buono per come eravamo messi, secondo me. Però dai, Aspetta, no, è bello perché tu parli proprio dell'autogol e Mario, piccola nota felice, l'autogol di Marusic è merito del karma con Gila che sta 20 minuti a terra, che sembra sia stato sparato e la palla rimbalza esattamente lì. Che bello, sottolineiamole queste cose che è importante. Peccato che non ti porta il 3 punti che sarebbe stato il non plus ultra assoluto. Però mi fa piacere questa nota, la aggiungiamo. resistiamo. Vorrei fare un suggerimento di mercato all'amico Bellino Manna. Andiamoci a prendere Sorlot, perché non provarci? È vero, ha 29 anni, ma è un panchinaro di lusso, secondo me, all'Atletico Madrid. Secondo me non è un giocatore contento in questo momento e non costa neanche tanto. È un giocatore da 15-20 gol a campionato. Secondo me è un bel giocatorino, visto che dobbiamo fare la Champions e allargare la rosa, e non credo nemmeno che Simeone rimarrà l'anno prossimo, perché comunque che fa? Un altro anno con la panchina? Credo che meriti di più anche lui. Quindi perché non andarci a prendere Sorlot? È bello che tu parli di Sorlot quando io mi ero allargato, che volevo addirittura direttamente Alvarez, l'Atletico Madrid, poi invece ci ha fatto la spesa che ha dovuto fare. Sì, questo è un tema che ritornerà importante quando si dovrà parlare di mercato, perché non ti può fare tutto il campionato con Lukaku e un vice Lukaku così e così, servirebbero 2 punte entrambe di alto livello. E l'idea però, non lo so se Sorlot oppure uno giovane, affamatissimo, che però lo prendi, sta per esplodere, ma non gli dai subito quella pressione di dover essere il titolare assoluto della squadra. C'è ancora Lukaku, ti cresce sotto Lukaku e lo fai sviluppare. Si parlava di Bonni, vi ricordate? Quel tipo di giocatore là. Lucca è un altro giocatore secondo me molto interessante sotto questo punto di vista. Sorlot già 29 anni, significa l'anno prossimo già ne fa 30. Non lo so, non sono convintissimo. Io giocatore, mo ci vuole, adesso l'obiettivo sarà ringiovanire, perché devi cominciare a mettere dei giocatori un po' più giovani. Io ho puntato, c'è questa parentesi di mercato, ho puntato Palestra dell'Atalanta. C'è della live in questo C'è della supporto. live in questo supporto, abbiate pazienza. Mazzocchi? No, fatemi capire. Ma come? Hai tirato da tutto? E mo? Come facci? Vabbè, forse uno che ritorna più in fretta è Oliveira, dovrebbe essere il primo che recupera. Perché se no, veramente, noi passiamo un'altra settimana a doverci inventare la soluzione. Politano là, Di Lorenzo adattato a sinistra, ci metti Juan Jesus. Oddio. Torna già la prossima? Vince, no, veramente, dammi, perché l'ho letto che filtrava ottimismo, ma il filtra ottimismo io non sono sempre convinto. Solo 382 like, e allora nemmeno... No, veramente? Ah, ho capito, perché questa community sta diventando la community del late night. Bisogna andare live il più tardi possibile. Poi c'è pure Sanremo, immagino. Sanremo sta che là da partita, e quindi si arriva dopo. E allora io mi fermo. Mi ascolto i vocali. Ciao Vale, ciao amici bellini. La prima cosa ti chiedo se a tua memoria hai mai visto una cosa del genere. Assist di chiappe. No, Io non sapevo se ridere o esultare. Buon punto nel momento in cui facciamo veramente tanta fatica. E ti volevo fare un'altra domanda. Secondo te i panchinari non entrano perché sono scarsi,
perché abbiamo cambiato modulo, quindi siamo già tutti un po' mezzi adattati, o perché Antonio vuole vincere lo scudetto e si fida solo di 11-12 persone? Allora, Raffa, la situazione di emergenza è chiaro, è uno spunto importante quello che mi dai, nel senso che già la situazione è un pochino confusa di un modulo su cui ti stai adattando, e quindi mettere anche degli uomini nuovi all'interno di questa cosa, uno si gira e dice aspetta, con quale piede controlla meglio, non lo voglio mettere in difficoltà, quindi c'è anche quello sicuramente. Ma infatti io non chiedo a Conte di partire, per esempio, con un Billing titolare, di mettere Asa a terzino destro e di metterli in difficoltà, perché proprio contro la Lazio quello che mi sentii di dire a Conte è non li mettere tutti insieme i panchinari, gli fai fare brutta figura e te li sei giocati e te li sei persi. Purtroppo io questa cosa qua non me la tolgo dalla mente, lo so che alla maggior parte dei tifosi della Coppa Italia non interessa niente, ma a me interessava per averli sempre sul pezzo, per non insomma perdere anche la possibilità di far giocare qualche panchinaro che poi te lo ritrovi più pronto, se lo puoi, però non tutti insieme, ne cambi 5-6, invece ne hai cambiati 11, nemmeno il caffè Starace l'ha fatto un altro. E allora è lì, ma noi quello che chiediamo, quindi non chiediamo a Conte di partire con, però quello che possiamo chiedere a Conte è di metterli nella mischia nel finale, nel finalone, se si deve fare la battaglia. Il gol lo prendevi lo stesso, probabilmente, l'avresti preso lo stesso e avremmo dato magari, sono scarse, panchinare. Perché alla fine il gol non arriva nemmeno in una mischia, un colpo di testa dove ti servono i centimetri, ti arriva con questo tiretto pure piccolo piccolo, perché ci deve sempre fare lo scherzetto a noi. Il voler vincere lo scudetto, sì, sono convinto che Conte voglia vincere lo scudetto, sono convinto che Conte si fidi di pochi, del gruppo nucleo piccolo, e ogni tanto aggiunge qualcosa. Ma al di là di quello che è l'obiettivo di vincere lo scudetto o di mettere piede in cascino, di arrivare secondo, lui ce l'ha questa cosa che si fida di pochi del nucleo storico. Andrea, è arrivato il tuo messaggio. Valerio Bellino, buonasera amici Vai. Bellini, salve a tutti. Questo è un messaggio di sfogo, di polemica per quelle che sono le mie competenze. C'è della live in questo praticamente supporto. zero. Un'analisi della partita, giusto per suggerire degli spunti, avere io anche le idee chiare. Ti devo fermare un attimo. Falso allarme, fake news di Alessandro. Meno male, vabbè, che avevamo apparato con Oliveira, ma fake news, meno grazie Nicola che hai tolto la cosa da mezzo, perché altrimenti già si stava... Se si diffonde la fake news sappiamo chi ci segue e non ci segue fino in fondo. Quindi è comunque un test importante. Quindi rientriamo dall'allarme di Mazzocchi fake news, e quindi ok, già su cazzo di Mazzocchi appena fa 2 partite di seguito esistire, no, invece no, a quanto pare era una butade, quindi andiamo avanti, non mi facete pigliare paura. Ho riscontrato sicuramente anche come voi un problema del pressing e la disponibilità dei mediani, insomma, sì, rispetto al pressing ricevuto dalla Lazio. Anghissà era tardivo nel giro palla, sì, recuperato per ben 4 volte in fase di impostazione, probabilmente perché lo Bottega era ultimo uomo ad impostare dall'area del Napoli. Raspadori basso accelerava bene la manovra, nonostante il pressing asfissiante della Lazio, comunque ha messo a dura prova le capacità tecniche nel ricevere il pallone sui piedi, ad esempio di Lorenzo, Mazzocchi, chiaramente Anghissà. Credo che a mio parere abbiamo pagato un pochettino i problemi a centrocampo nel velocizzare le manovre, perché Mazzocchi sulla sinistra non riusciva a scaricare la tensione. Sta di fatto che, permettetemi uno sfogo, il livello medio-basso della rosa rispetto al campionato ci giustifica, anzi no, non ci giustifica il risultato della classifica, perché mi sento di dire che con questo livello della rosa, appunto medio-basso, ci sta andando molto bene, quindi va bene il terzo pareggio di fila. Amico mio, ma tu senti il vocale, mi devo calmare, pensavo fosse uno sfogo pieno di parolate. Hai fatto un'analisi tattica bellissima, lucida, precisa, corretta, e fossero tutti così gli sfoghi della gente che si deve calmare. Che bello. No, esattamente così, è così che deve funzionare, e mi trovo, ci ho aggiunto, tu questo vocale l'hai fatto prima, più di 40 minuti fa,
avevo aggiunto la difficoltà proprio nello sviluppo della manovra, perché sono mancati i famosi automatismi delle catene, no? Anghissà aveva sempre un Di Lorenzo che si sovrappone dentro, un Politano che fa la sovrapposizione esterna, e quindi fanno il famoso tourbillon dei triangoli che si girano, e che è mancato tutto questo. Lobotka che si viene ad abbassare e si trova Buongiorno davanti. Un'altra cosa che posso aggiungere è che durante la reaction, insomma, mentre guardavo la partita in diretta, non mi erano chiarissime le contrapposizioni. Cioè, ad un certo punto ho visto Lobotka su Rovella, poi l'ho visto su Pedro, ho visto ad un certo punto 8 contro 8, nel senso McTominay su Guendouzi, altre volte ho visto Anghissà su Guendouzi. Ad un certo punto mi è sembrato Anghissà dover andare a prendere Tavares, quando Di Lorenzo era più abbassato per dare una mano a Rachmani con Zaccagni. Insomma, non ho visto, a parte alcune, cioè Mazzocchi, Marusic, bella chiara, Juan Jesus con Isaksen, bella chiara, Buongiorno, eccetera, eccetera, da centrocampo in su non era chiarissimo. Non era chiarissimo, anche perché noi siamo abituati che un Anghissà va a prendersi il secondo difensore, e invece non era così, perché se lo doveva andare a prendere a turno tra Lukaku e Raspadori. Quindi sono sicuro che l'abbiano studiato bene, che l'abbiano preparato alla grande, però non mi era chiarissimo a me, quindi lo voglio rivedere, e secondo me non era tutto automatico, snappy, cioè proprio già so dove devo andare, lo faccio, lo so a memoria e va tutto. Quando cambi modulo è chiaro, è una necessità, non è una scelta, è stato quasi obbligato a farlo. Qualche automatismo, io qua è questione di pochi secondi, perché stiamo parlando sempre di calcio ad alti livelli. Se tu i dettagli li fai velocemente, funziona e metti in difficoltà. Se tu questi piccoli dettagli perdi un microsecondo qua, un microsecondo là, è chiaro che soffre la manovra e ti vengono a prendere. Comunque io ho una provocazione. Prossima partita entriamo in campo con tutte le riserve. Probabilmente la perdiamo, ma almeno si fanno una vacanza titolare. Comunque io ho una provocazione. Prossima partita entriamo in campo con tutte le riserve. Non credo. Ho come una paura. Se è vero come è vero che sono arrivato alla partita con la Lazio con grande calma, perché sai quella cosa, non mi aspetto niente, già sono deluso. Sono arrivato con calma perché era tutto riguadagnato e mi porto a casa un punto, quasi insperato, col Como una paura fottuta, col Como una paura tremenda. Poi la svanghiamo, eccetera, eccetera. Io poi non ho capito perché, che sta succedendo qua. Perché mi volete far piangere? Perché Valentina mi vuoi far piangere? Ce l'hanno con me. E certo che ce l'hanno con me. Cioè, quello è proprio il futuro, così doveva essere. Vi ricordate, ne stavamo parlando col gruppo degli abbonati, che io tenevo questa cosa con grande onestà, vi dissi. Forse con Zielinski ho il debole. Forse posso accettare che in alcune partite magari il suo rendimento è discontinuo, magari scompare in alcune partite. Forse c'ho il debole perché il modo in cui tocca il pallone Zielinski è sopraffino. Il bello del calcio è anche fine a se stesso. È bello vederlo, è l'eleganza di chi tocca il pallone in quel modo. Forse con Zielinski c'ho il debole, ma con Elmas no. Con Elmas, vi ho sempre detto, Elmas è forte, punto. E il fatto che lui sia andato via e poi non abbia funzionato in Germania, che abbia giocato pochissimo, sembra che la cosa, non gioca bene, non serve a niente. È tornato in Italia, 3 minuti ci ha messo, 3 minuti per fare un gol straordinario. E l'idea che tu stai perdendo Zielinski e non punti fortissimo su Elmas, dimostrandogli, dandogli delle garanzie, eccetera, eccetera, Elmas è proprio il jolly che ti permette, può fare la mezzala sinistra, può fare la mezzala. Veramente Elmas lo puoi tenere che al posto di McTominay, lo puoi far giocare zumbato a cavare, Elmas, tutte le volte che saltava a cavare, Elmas, il terzo marcatore del Napoli dello scudetto, ma che scherziamo. Quindi ho accettato negli anni che qualcuno mi potesse dire, ma che la Zielinski, va bene, forse c'ho il debole per Zielinski, ma Elmas no, Elmas era fortissimo. Ciao Valerio,
Allora vedo che stasera il clima Un po' è acceso. un po' acceso e allora io vi dico State sereni. state sereni, Stiamo sereni. state sereni. Magliette stai preparando o no? Le magliette è un altro paio di maniche, è una cosa che la community non sa e ce ne usciremo poi dopo, se sarà il caso, se sarà il caso ci organizziamo a riguardo così. Però in questo caso mi sta venendo meno anche Alessandro Salerno, che di solito non è 98 punti meno 2, 90 punti meno 2, 88, poi passiamo a 88 meno 2. Guarda, 86 punti. Si vince lo scudetto con 86. Vediamo. Peppino. Io l'anno prossimo voglio il vice anchissà, ma non un vice anchissà che deve sostituirlo. Un vice anchissà che gli mette il peperoncino in quel posticino e lo comincia a far correre come si deve. Non so da quanti anni voglio il vice anchissà, ancora non ce l'abbiamo. Bravo Peppe, hai rimesso in piedi un discorso che noi avevamo fatto con Caiuste. Cioè, noi l'anno scorso, speriamo che Caiuste possa, perché individuato che Caiuste non era un titolare, un fulmine di guerra che ti mette in difficoltà, chissà, speriamo che Caiuste in allenamento dà quella carica incredibile che fa giocare bene anche chissà. E non è successo. Quest'anno nessuno proprio, non ce l'ha, non c'è. È arrivato Billing, ma non c'è, è come non esserci. Allora, dopo il grande impatto, e comunque è migliorato, e che Conte gli fa fare delle cose, è migliorato anche chissà, di nuovo un momento di flessione. Io però non lo so se poi il momento di flessione è perché lui sa che non ha nessuno alle spalle e quindi si gestisce anche perché si scoppia fisicamente. Non lo so se si sta gestendo. Io credo che lui in questo momento ci provi pure, incalzato da Conte, da Oriali e da tutto, ma non ci riesce. Cioè, io provo a fare la corsa, ma più di questo non ho. Ho dato, è finito. Più. Ripeti, gol di Elmas straordinario. Gol di Elmas straordinario. Gol di Elmas straordinario. Gol di Elmas straordinario. Una partita a settimana, mica si stancano, si stanno spezzando tutti, perché non vengono cambiati, perché vengono usati poco, perché la rosa è corta. Ma giocare una volta a settimana è vantaggioso. Siate maledetti. Avete fatto in freva a Peppino, ma è naturale. Oggi non era facile, speriamo che torni a Olivera già col Como e che Buongiorno sia a pieno servizio. È possibile che Conte abbia fatto un richiamo? Amico mio, ce lo siamo chiesti con la Roma, ce lo siamo chiesti con l'Udinese, è un'ipotesi che è stata fatta anche per l'Atalanta, non lo so. Tutti i tifosi se lo chiedono, a Conte gli chiedono, ma il VAR, lei è d'accordo? Cioè, ci sono domande che si potrebbero fare per avere degli spunti in più, per parlare con cognizione di causa. Non glielo chiedono, e se non glielo chiedono noi non possiamo inventarci niente. È possibile, è una speranza che questo momento di flessione coincida con questo momento e che quindi tu poi, passato febbraio, vai da marzo in poi speditissimo, mentre le altre avranno altri impegni. Io lo spero, ma non lo possiamo sapere. Gol di Elmas straordinario. Spunto importante di Mario, non l'abbiamo avuto nemmeno l'anno dello scudetto con Don Belé. Esatto, quindi quanti anni sono che chissà gioca senza avere un sostituto? Poi si fanno sentire perché non gioca le coppe, come dice. Ma capite, ma nel frattempo sono 3 anni che non si ferma. Cioè, il minutaggio, io vi avevo fatto vedere il minutaggio, che ha più minutaggio anche chissà di Barella. E dai. Non le voglio più sentire queste cose. Vi banno dalla mia vita. Ciao Valerio. Ciao. Volevo proporre una piccola osservazione, non so se è stata già fatta prima, se sì, chiedo scusa in anticipo. Al di là delle valutazioni tattiche che si stanno facendo e quindi abbiamo anche capito probabilmente dove ci sono stati i possibili errori, ma quella esternazione captata da bordo campo di Conte,
ovvero il ma chi devo mettere? Ah, Non è che può trapelare l'ho adesso attraverso i media e dare un po' di disagio ai giocatori che appunto stando sui social media senza dubbio. possono venire a conoscenza di questo ma chi devo mettere e interpretarlo un po' male. Senza dubbio. Allora, mi ricordi, questa cosa io l'ho letta, non l'ho vista purtroppo, la rivedrò ovviamente, perché figurati se non mi faccio l'approfondimento. Ricordate tutti voi che c'è stato un momento in cui, se non sbaglio era la prima partita col Verona, dove hanno cercato di leggere anche là un labiale di Conte dove dice c'è Juan Jesus, quello vanno addosso a Juan Jesus e io che devo fare? Anche quel labiale fu cercato di essere utilizzato proprio per Welcome to the screditare community. Giuseppe Bosco e dei nostri. Sta ancora qua, scusatemi, benvenuto Giuseppe. Fu cercato di usare per screditare un poco Juan Jesus, il lavoro della società, eccetera, eccetera. Non fu più dato seguito. Lo chiamò bravo, quel coso là, coso, Juan Jesus c'è coso, benissimo. Quella cosa poi non fu confermata, perché onestamente non fu un'analisi che io feci in prima persona, ma insomma passò come quella cosa là. Poi i labiali possono essere malinterpretati, eccetera, eccetera. Per fortuna poi però il Napoli cominciò a ingranare, cominciò a migliorare e quindi non abbiamo più visto Juan Jesus titolare, quindi non c'è stato più bisogno. Dopodiché, alla prima occasione, però, Conte in conferenza prende le distanze dal coso, perché dice, manca Buongiorno, Juan Jesus sa che chiunque manca Buongiorno, manca Rachmani, manca uno così, lui gioca, è suo il posto, lui sta pronto per farlo perché si sta preparando e sa che il suo ruolo è quello. Un po' buttando nel dimenticatoio Rafa Marin, ma anche lì è stato molto chiaro, io devo vincere le partite, non posso rischiare. Però dando grande fiducia a Juan Jesus, che poi ha ripagato con ottime prestazioni per moltissime partite. Adesso stanno arrivando le sbavature anche per Juan Jesus, il che è una cosa normalissima, ricordiamo l'età che c'ha, ricordiamo quanto è stato pulito per 7-8 partite, non so quante ne ha fatte consecutive, così. Adesso cominciano le sbavature anche per lui. Come stanno cominciando le sbavature per Juan Jesus, per Anghissà, per Lobotka, eccetera, eccetera. Arriva il limite. Ora, lo so che il discorso di Torre Falanga è più ampio e ci arrivo, però l'ho voluto integrare con questa situazione qua. Cioè lì è arrivata al limite, perché con l'età, perché non sei più l'atleta di una volta, forse non lo sei mai stato, siamo arrivati al limite, quindi adesso deve recuperare Buongiorno e si deve settare di nuovo, si deve assettare Juan Jesus, perché altrimenti poi rischiamo. Idem per quanto riguarda gli altri. Esiste evidentemente un limite che scientificamente non si può stabilire, ma che gli allenatori devono essere bravi ad intuire. Anche se è arrivato al limite. Probabilmente è arrivato al limite, quindi le prestazioni non sono più. Ti devi girare però, ecco che ritorno al discorso di Falanga, ti devi girare e devi dire io chi metto. È chiaro che se hai già deciso che Billing non è pronto, è chiaro che ti giri e non c'hai nessuno, perché che metti Ngong, dove lo metti Ngong? Metti Simeone al posto di Anghissà, passi a 2 punti, non puoi farlo. E allora è quello che proprio è venuto a mancare. Noi ci siamo concentrati, al posto di Cavaro non hai nessuno, eccetera, eccetera, ma forse il grande buco era proprio a centrocampo. Perché se Billing non è il sostituto né di McTominay né di Anghissà, e non lo è ancora e non lo so se lo sarà mai, e l'altro centrocampista è Asa, tu in difesa hai apparato, tra virgolette, con Juan Jesus e adesso si può risedere e può ritornare Buongiorno. Ti stai arrabattando con Mazzocchi sulle fasce, Spinazzola, sono morto tutto quanti insieme così, ma il buco forte evidentemente è al centrocampo. E là bisognerebbe dire, ma Billing l'hai guardato, l'hai approvato, ti ha convinto e poi non ti ha convinto più? Questa è la domanda da fare. Ed è chiaro quello che dice Falanga, perché se poi fanno il pelo e il contropelo al labiale, riportano delle cose, i ragazzi che sono social ci possono rimanere male. Lì sta alla sensibilità di Conte che sa e capisce, legge e vede,
poterci parlare in privato, però sarebbe bene anche fare una parolina, come ha fatto per Juan Jesus nel momento in cui ha dovuto richiamarlo in causa, farne una parolina di incoraggiamento anche pubblicamente, proprio per evitare tutto ciò. È uno spunto importante. Enzo. Stasera voglio esagerare, terzo vocale, anche se brevi. Ma quanto sarebbe stato importante se questi 3 pareggi, invece di subirli in rimonta, li avessi fatti tu in rimonta? Ma quanto sarebbe stato importante? Bravo Enzo, bello spunto, perché la delusione è doppia, purtroppo. È vero. Se tu avessi fatto tu il 2-2 al 90esimo, si sarebbe parlato di cuore Napoli, Napoli che non muore mai, Napoli che non riesce, che non vuole, non accetta la sconfitta. E invece purtroppo sei stato recuperato. Quando sei stato recuperato ti dà quell'effetto Juve, quell'effetto Motta, perché loro, rispetto al non perdere mai, comunque erano scontenti, eccetera, eccetera, perché passi in vantaggio, ti abbassi e ti fai recuperare. E quella cosa là, nell'occhio del tifoso, è chiaro che è un'occasione persa. Sono 2 punti persi più che un punto guadagnato. Perché se tu stai a 0, sta per finire la partita, 0 punti, e poi te la vai a prendere per il rotto della cuffia, è un conto, e ti dà anche una gioia finale, che si dice, no? E questo è il quando. È il quando fai il gol, il quando lo subisci, che evidentemente ha un peso diverso. Zambo, come già avevi detto contro l'Udinese, non ce la fa più. Ed è proprio vero, purtroppo. Non l'ha preso lui Billing, per questo non gioca come Rafa Marin. Luigi, anch'io ho il sospetto che Conte non l'abbia... Perché lui si è tirato un po' fuori, ha detto la società del mercato, ne fa la società, ne parla la società. Evidentemente lui avrà detto, prendetemi questi qua. Manna gli avrà detto, ok, fammi vedere un attimo se posso. No, questi qua non posso. Un po' che magari Chiavelli ha detto, no, questo c'ha dei parametri così. I paletti famosi, ingaggio, voglia di fare le coppe, sex appeal del Napoli, eccetera, eccetera. I famosi paletti. Evidentemente i nomi fatti da Conte non erano prendibili, non erano spendibili. Forse Conte non ha fatto come Benitez. Sto andando per un'idea, non lo so. Ma forse Conte non ha fatto come Benitez, che gli ha dato, ok, mi prendi Mascherano, ok, no, mi pigli quest'altro, David Lopez. Non so quanti ce n'erano in mezzo, ma insomma, David Lopez. Ok, ti pigliamo David Lopez, perché comunque è nella tua lista. Può essere pure che Conte ha detto, pigliami questo. Questo non riuscirà, ok, allora fai tu. È plausibile, no? Cioè, nel senso, Conte partecipa al mercato, Conte ti dà delle idee, ti individua le caratteristiche, magari ti fa anche un nome o 2. Però può essere pure che dici, se volete fa. Cioè, se volete dare un'accelerata, che volete che si può lottare per lo scudetto, piglia macchi sto qua. No, ma non si può fare perché evidentemente, probabilmente... Allora vabbè, fai tu allora, non pregliarmi a nessuno. Conte l'ha detto proprio chiaramente, cerchiamo di non indebolirci almeno, cercate di lasciarmi almeno il numero di giocatori minimo che mi servono per allenare. A stento siamo riusciti a fare questo, perché evidentemente tu individui una cosa ma non ti metti là a dire ok, allora il secondo, il terzo, il quarto, secondo me Conte ha detto vabbè, fai tu, io nel frattempo ti porto la squadra in Champions, che è oltre la Conference e oltre l'Europa League. A me non puoi dire proprio niente. Se poi vuoi dimostrare di essere ambizioso e di voler accorciare i tempi, dimostramelo e portami questi qua. Altrimenti, in qualche modo ci arrangiamo, facciamo la lotta con quelli là che abbiamo, e avendo messo il fieno in cascina, Conte può essere pure che stava tranquillo a dire in qualche modo noi la svanghiamo, dobbiamo fare una ventina di punti, 25 punti, che sarebbe un girone, insomma, deludente se ne fai 20-25. E puoi fare una trentina e in Champions ci vai tranquillamente. Secondo me così è andata. E comunque Lukaku sta giocando troppo rispetto alle prestazioni. Che significa Biagio? Sta giocando troppo rispetto alle prestazioni. Nel senso tu dici... rispetto a un certo punto deve uscire, questo gli stai dicendo, cioè non sta giocando talmente bene da dire deve rimanere per forza in campo, e io su questo sono d'accordo, cioè a Lukaku gli diamo
comunque merito di continuare a sfornare assist, di aver fatto dei gol decisivi, eccetera, eccetera. Semplicemente non è quel giocatore che tu dici io non lo tolgo mai, perché mi può tirare dal coniglio il cilindro, no? Tu c'hai il coniglio e ti tira dal coniglio e ti tira il cilindro fu. Non è questo tipo di giocatore qua, è un giocatore che può far fatica e durante la partita fa più fatica. È un po' un diesel, quindi è anche difficile. Io l'avevo proposto in passato, ogni tanto falle partire una da titolare a Simeone e metti un Lukaku fresco con difensori più stanchi, ma evidentemente lui ha bisogno pure di carburare, quindi il Lukaku fresco non entra nei giri di motore nel secondo tempo. È un'ipotesi che uno fa senza sapere le cose del calcio, però che debba rimanere per forza in campo senza far entrare Simeone nemmeno negli ultimi 10 minuti, io non sono d'accordo, perché non è un giocatore imprescindibile, è un giocatore che ti fa comodo, ma che anche lui ha dei limiti. È bravo, il coniglio. Sì, vedi che Giuseppe, sì, l'avevo proposto questa cosa qua, nella speranza, capito, che fresco, però può essere che Conte mi risponda così, nel senso, no, è un giocatore che per il suo tipo di struttura fisica deve entrare, deve avere un po' di tempo per carburare, quindi non è un instant player, no? Un super sub che entra ed è subito Mertens, no? Entra ed è lo stesso Neres, entra ed è subito pimpante e subito impattante, con Seisao il piccolo, e che subito entrano e sono subito impattanti così. Forse Lukaku ha più bisogno di entrare nel giro dei muscoli, così, non lo so, uno si butta a indovinare. Ma voglio vedere che calciomercato farà in estate il Napoli, lo vogliamo vedere tutti, amico mio, non lo so. Già, ma no, a finale di Champions, là fu il momento la caca, che fu un momento abbastanza imbarazzante, ma d'altra parte questo è. Allora, abbiamo finito con i vocali, grazie a tutti, ci rispostiamo. Io vi dico che sapevo Guido impegnato che non ha potuto vedere la partita, però io lo so che lui ci tiene sempre comunque a salutarvi. Lancio l'invito giusto per... potrebbe essere ancora impegnato perché aveva da lavorare. Phoenix nel gruppo Telegram, quindi io lo lancio proprio perché non si può mai sapere, potrebbe anche salutarci, ma non è detto che, e lo faccio perché lui poi ci tiene e non voglio che, just in case, se ci fosse, eccetera eccetera, altrimenti andiamo e continuiamo noi. Io vi dico che il vero problema del Napoli adesso è il centrocampo. Non abbiamo né il sostituto di Anghissà né quello di McTominay. Serve aggiungere qualità alla manovra e avere energie fresche. Sono d'accordo al 100%. Ma ieri erano 7 mesi. Come si migliora questo 3-5-2? Come si migliora? Phoenix si migliora con gli automatismi dell'Inter. Il 3-5-2 dell'Inter è uno spettacolo perché la fisicità, loro non hanno la qualità di uno che ti salta l'uomo, è la squadra che per statistiche salta meno l'uomo in Italia, forse in Europa. È una squadra che ci arriva con i posizionamenti, ci arriva con lo spostamento continuo di tutti gli effettivi, ti ritrovi difensori in avanti e centrocampisti indietro per creare la manovra, ti ritrovi le fasce che vanno a stringere, vanno a chiudere l'azione. Sono giocatori che diventano goleador, i Darmian, i Di Marco, i Dumfries, te li ritrovi che fanno assist e gol, una continuazione. Lautaro, il Lautaro che viene dentro e che ti toglie un pochino di punti di riferimento, Raspadori ce l'ha fatto vedere in piccolo, non è la stessa cosa. Ma purtroppo Thuram e Lukaku non si possono in questo momento paragonare. Ed è strano dirlo perché, vi ricordate, Thuram al posto di Lukaku ci sei andato a perdere. Chi fu? Mi pare Sabatini che disse questa cosa. Tant'è vero che Thuram l'ha sfottuta alla grande per tutta la stagione, perché il contrario, in questo momento Lukaku non ha quella fisicità e quell'impatto, quella velocità che ha Thuram, che come si muove mette in difficoltà le difese anche solamente toccando il pallone, perché vanno in difficoltà. Çalhanoğlu rispetto a Lobot che li possiamo anche comparare, però Çalhanoğlu ha anche
la sventagliata lunga che scompagina tutto. Mkhitaryan, McTominay va bene, Barella Anghissà, se Anghissà sta bene va bene se vogliamo, però si deve andare a impostare con giocatori che sanno come cambiarsi di ruolo. Quindi io prendo sempre quello come punto di riferimento, perché è un 3-5-2 dominante, non è un 3-5-2 difensivo, e quindi so che si può fare, però so anche che c'è del lavoro dietro. L'Inter già parte 3-5-2 e arriva Inzaghi, il 3-5-2 lo aveva sviluppato bene anche con la Lazio. C'è un lavoro dietro di anni e anni, e pensare di poterlo aggiustare adesso nel finale di partita è difficile. Ripeto però, con la qualità degli interpreti, oltre al dover studiare delle soluzioni, non puoi chiedere a Mazzocchi di fare quello che fa Di Marco. Signori, con tutto il bene, non puoi chiedere a Mazzocchi di fare quello che fa Di Marco. Dai, non si può fare. Lopo è il calciatore adatto a Conte? È una domanda che si può fare. Secondo me è un calciatore adatto a tutti, perché quello che mi sta dando ancora una volta Lobotka è una fase difensiva che non ero convinto che avesse e che ce la sta facendo vedere. Ha cominciato l'anno scorso e ce la continua a fare vedere adesso. Poi nel giro palla, nelle cose, sì, deve avere una mano come tutti gli altri. Però sì, non mi pongo il problema di Lobotka, mi pongo il problema di tutta una serie di altre cose. È storia, una frase che è diventata storica. È storia, il Napoli a gennaio e a febbraio ha sempre un leggero calo. Abbiate fiducia, il futuro ci sorriderà. Luciano, speriamo. Il calo, per esempio, dell'anno dello scudetto l'abbiamo avuto dopo, a gennaio, febbraio, perché poi era un'annata particolare, perché c'erano i mondiali, facevo quella steccata con l'Inter, però poi ci riprendemmo subito, poi ci siamo un po' squagliati nel finale del periodo della Champions, quelle parentesi col Milan, ma sono annate tutte diverse, è difficile poi fare la comparazione. C'è il Napoli storicamente fa così, ma poi puoi pigliare anche lo storico di Conte, puoi pigliare lo storico dello staff di Conte, che magari può avere un calo e poi si riprende. Sono tante le cose, e poi ci sono gli avversari, perché ci sono anche gli avversari. Tu puoi fare la corsa su te stesso e poi incontri un avversario che invece lui sta in quel momento nella fase di picco, e tu stai in crescendo, ma contro il picco fai faccia e fronte. Mentre invece se tu stai in crescendo e accappi una fase di crollo, ti va bene e la svanghi. Quindi è difficile. Lobo stasera è stato bloccato abbastanza come Guendouzi, si sono visti poco, ma Trottorino è un mostro. È vero, sai Castro, che ne ci ho pensato mentre la guardavo, si sono un po' annullati tutti. Cioè non ha fatto una grande partita Rovella, non ha fatto una grande partita Guendouzi, non ha fatto una grande partita Lobotka, non ha fatto una grande partita né McTominay né Anghissà. Si sono un po' annullati tutti a centrocampo. La differenza non è stata una bella partita, nemmeno la Lazio ha fatto una grande partita, onestamente. Che poi se devo andare a trovare i migliori in campo, qualche spunto di Zaccagni, qualche pericolo dalla parte di Tavares, Isaksen ci ha fatto paura sicuramente. Poi loro hanno perso, l'ha fatta la parata Meret, però su Noslin là il pallone perso da Politano, pallone perso grave da Politano, e là Noslin se ne stava andando per la siringa e là fa la parata Meret. Comunque più parate Meret credo che Provedel pure ha giocato malissimo, qualche appoggio sbagliato che ci ha regalato il pallone, poi il gol lo prende, il secondo gol è imprendibile, ma il primo lo prende dalle gambe. Quindi nell'analisi proprio non una bella partita, cioè sono più gli errori che conto che le cose fatte bene dalle squadre. Poi sì, la differenza sugli esterni è abbastanza evidente. Avete già commentato il secondo gol subito dal Napoli. Meret non riesce a spingere sulle gambe, casca velocemente ma non spinge. Il secondo, Alessandro, sì, noi la spinta delle gambe l'abbiamo analizzata più volte, anche con Guido, e che non è la sua qualità migliore. Il cadere, sì, quando deve cadere lui riesce a far sparire le gambe e a cadere a terra, a sfruttare la forza di gravità. In questo caso non lo so, io ti dico che distinto, poi la voglio rivedere bene,
credo che si possa fare qualcosa di più sul tiro dalla distanza, perché è bello, potente, ma abbastanza centrale e da tanto lontano, quindi hai tutto il tempo. Sul secondo mi è sembrato abbastanza impotente, nel senso che è troppo angolato e la posizione iniziale non era troppo sul primo palo e quindi non ci saresti mai arrivato. Non lo so, se spingendo di più con le gambe ci potevi arrivare, perché il pallone era lento, però insomma non devi arrivare proprio a tirare. Allora, ma figurati amico mio, io la regia del canale sono io, faccio tutto io e quello che posso leggere lo faccio. Giuliano, cosa farebbe una società seria programmatica per limitare i rischi del calo fisiologico? Cosa farebbe tale società per limitare il distacco con le altre? Ce lo siamo chiesti. Sì, io me lo so chiesto e la risposta era in un mercato oculato. Vedete com'è strano, se si parla di Garnacho, no? Si parla di Adeyemi e tu fai tutta una serie di ipotesi, accarezzi il sogno comunque di un giocatore che non solo ti va a coprire un buco pesante, perché per me il buco di Kvara è un buco pesante, pesantissimo, che ne voglia dire Chiariello che dice quello già era stato scalzato, non era più titolare, balle proprio. Era un buco pesante e come vedi anche il sostituto del sostituto poi ti viene meno, si infortunano tutti eccetera eccetera. Quindi per me si parla di Garnacho, è chiaro che se io apro i football, Garnacho è una superstar. Garnacho fa parte di quei giocatori insieme a Suarez, a Messi, a Casemiro, che fanno il giochino speciale dello street soccer, perché è una superstar già Garnacho. Quindi non solo ti va a rimpinguare quel buco, ma ti dà anche una spinta di entusiasmo tra tifosi e lo stesso gruppo squadra, perché entra una superstar. Io non ci posso credere che Manna mi dice ma non è neanche giusto che poi arriva uno che guadagna mentre loro si sono fatti il culo così. Per me questo è un discorso molto sbagliato, mi dispiace. Tu fai entrare uno che se guadagna tanto vuol dire che è forte e se lo merita, è un giocatore che arriva e ti dà una mano per vincere. Io credo che dal gruppo sia ben visto. Prendetelo l'esempio di Kolo Muani, secondo, a parte Vlahovic, ma secondo voi Locatelli si prende collera che è arrivato Kolo Muani in prestito e subito ti ha fatto vincere le partite? Si sono presi collera quelli del Milan che sono arrivati Joao Felix, Gimenez, subito hanno giocato? Io non credo che si sono presi collera, penso che sono stati contenti perché gli daranno una mano a vincere le partite e a risolvere delle situazioni, perché per loro dovevano risolvere delle cose. Noi avevamo la possibilità di accarezzare un sogno insperato subito. Quindi mi dispiace che non si è potuto arrivare là. E quando si parlava di Garnacho è chiaro che poi la voce Ndoye, tu dici, vabbè, ma che già fa con Ndoye? È naturale, no? Devo sostituire Kvara, che già fa con Ndoye. Ebbene, il calcio cosa ti regala? Cosa ti regala? Che non solo non arriva Garnacho, ma che Ndoye comincia a fare prestazioni una dietro l'altra molto convincenti, ci aggiunge anche i gol, perché avevamo detto che Ndoye, sì, un buon giocatore che però non ha tanti gol nelle gambe, ci aggiunge i gol, perché poi il bello del calcio è anche questo, no? L'imponderabile avviene proprio quando tu stai facendo un discorso di possibilità e di non possibilità. Ndoye Elmas è come quando segnò Brescianini, poi ci siamo trovati contenti che alla fine non è venuto Brescianini perché è arrivato McTominay, non c'è problema. Speriamo di trovarci contenti anche con Okafor. Il problema mio con Okafor è che io non ho giudicato assolutamente, giudizio mio su Okafor zero, non avete sentito niente per me su Okafor perché devo vederlo in forma. Perché è arrivato un giocatore che non può giocare a calcio, perché se fosse stato in forma ti salta Neres, gioca a Okafor, punto e basta. Era lui il sostituto di Leao, poi può fare la seconda punta, può giocare sull'esterno, può fare varie cose, ma se Okafor sta in forma è chiaro che non ti devi affannare a inventarti nuovi moduli eccetera eccetera. Giochi Okafor meglio di un Raspadori sulla fascia, credo, ma è un giocatore che non può giocare a calcio. È evidente, lo abbiamo visto in quei pochi minuti che l'ha fatto entrare, non può giocare a calcio.
Okafor entrerà in forma, potrà fare dei gol decisivi che ci daranno soddisfazione, speriamo, ma nel frattempo tu hai preso uno che non può giocare a calcio e sta 1, 2, 3 partite. Quante partite? Da quante partite abbiamo rinunciato a cavare senza averlo sostituito? Inesperto o senza, o se non lo vuoi fare? Ma inesperto o della Rangers non lo vuole fare? Decidete voi. Fatto sta che Okafor non può giocare a calcio. Poi tornerà e spero che sia impattante. Ma hai preso uno che non può giocare a calcio e che te lo ritroverai probabilmente tra un paio di settimane, tra qualche partita, ma non adesso. Billing, l'hai preso che era a metà gennaio, non può giocare a calcio. La sensazione è che Conte voglia vincere la partita nei primi 60 minuti, perché non ho mai visto fare dei cambi per vincere la fase finale. Ma non li hai nemmeno, cioè, ho capito la sensazione, però non ne hai nemmeno i cambi impattanti. Io quando vi dico, vedi che alla fine si tiene Politano in panchina proprio per la possibilità di aggiungere qualcosina a una squadra e non mettere tutte le cartucce dentro, perché altrimenti non la puoi cambiare. E la riflessione più profonda che ho fatto è: Politano è un cambio universale, cioè che a seconda di dove lo metti può entrare per fare legna e per fare la fase difensiva, ma può entrare anche per darti uno spunto di più in attacco. Giocatore universale, tutto a posto. Non sarà Messi, non sarà Robben, ma Politano in questo momento rappresenta quel giocatore per Conte. Se lo tiene, entra, è anche impattante perché poi mette quel cross di destro, molto bene, molto bene. Poi gli devi far fare anche altre cose che non è abituato a fare. Quindi qua mi ricordi, caro Giacomo, che il Napoli parte forte, il Napoli comincia forte. Perché? Perché Conte sa che se si gira ha dei cambi più difensivi e non dei cambi impattanti a migliorare la squadra. Probabilmente, quando tu avevi Kvara e avevi Neres, potevi fare anche un discorso diverso, un discorso più di attesa, un discorso che poi possiamo aggiustarla durante la partita. E invece, se tu hai tutte le tue cartucce migliori in campo, devi fare gol subito e poi dopo puoi pensare di fare dei cambi, non dico conservativi, non dico difensivi, ma sono dei cambi che non impattano verso l'alto, impattano verso il basso. Penso che sia di necessità virtù. Ma non è vero, quando avevi Neres in panchina... Esatto. Vedi? È proprio questo il discorso, cioè quando ce l'hai in panchina il cambio impattante lo puoi mettere, cioè. Se non ce l'hai e ti giri e trovi Asa, è chiaro che devi fare un altro tipo di discorso. Disgustoso dai discorsi ad est dell'Atlantico è tutto un essere felici di acchiappare l'ennesima siringa. Mi si vieta di sognare ogni... Presto ci riprenderemo. Non ho capito in mezzo, caro Elpidio. Mi si vieta di sognare ogni Schfam e An. Questo... Ah, forse sì, presto ci prenderanno ammazzate in curva come il Milan. E questo è il discorso che richiama un pochino il discorso dei volantini, che io ho approfondito anche con chi insomma frequenta la curva, eccetera, eccetera, e mi hanno spiegato che c'è una base di non voler... cioè di voler fare quadrato intorno alla squadra e non fare nessun tipo di contestazione finché la squadra è prima. Io parto dal presupposto che va benissimo fare quadrato così, però ricordo che certi tifosi, quando c'è da dire però il mercato avresti potuto fare così, di solito si sono sempre schierati in prima linea. Si difendono i giocatori, si difende il gruppo squadra, siamo con voi, però la società vi ha lasciato soli. Io mi aspettavo una cosa del genere, invece ho visto un atteggiamento molto morbido e molto nei confronti del tifoso occasionale che può mormorare. Capisco se ti metti contro il mormorio allo stadio e va benissimo, ma voi siete i primi che purtroppo, quando poi dovete incitare segna per noi Don Raffaele, siete mosci anche voi. Quindi purtroppo ho visto una morbidità, una morbidezza assoluta, e se poi è il risultato della squadra, cioè la posizione in classifica, che fa avere delle reazioni da parte degli ultra, io dico che è meglio farle prima, farle preventivamente
perché altrimenti non è più al di là del risultato. E lo so che con chi ho parlato questo anche me l'ha spiegato, ma è in base al risultato. Dici no, al di là del risultato significa noi ci siamo al di là del risultato, e non è che contestiamo o non contestiamo al di là del risultato. Però io non sono rimasto esaltato da quel volantino, l'ho visto come una cosa di tutta a posto, e il decidere come si deve tifare, e questo purtroppo io lo rigetto, perché ognuno tifa a modo suo. Chi vuole contestare contesta, chi vuole... Io parto dal presupposto che analizzo la situazione prima di scagliarmi contro un responsabile. Mi rendo conto che secondo me i ragazzi stanno dando il massimo. È chiaro che se il volantino dice non dovete attaccare i ragazzi, io sono il primo a sventolarlo il volantino, perché non c'è da attaccare i ragazzi, non c'è da prendersela con Mazzocchi, non c'è da prendersela con Juan Jesus, con Meret, stanno dando il massimo assolutamente. Che però si potesse fare qualcosina di più in un'annata particolare dove non sai l'anno prossimo che cosa ti presenterà, secondo me si poteva anche scrivere, perché avete la penna, avete la possibilità di scrivere qualsiasi cosa, siete liberi, e quindi si poteva mettere un pochino tutto nel calderone. E invece è stato molto morbido e non sono contentissimo di come è stato messo. No, vabbè, ma al di là di questo, Simone, alla fine chi scrive poi si mette là, ragiona, e non scrivono a casaccio. Se devono lanciare dei messaggi li lanciano precisi. E per questo io la leggo precisa. Cioè, non ho dubbi. E spero di sbagliarmi, ma non ho dubbi. Leggo proprio tazza e cucchiara. Tazza e cucchiara con chi invece dice, vabbè, qualcosa è evidente che è successo, ma non lo so, non sono all'interno, quindi sono mie supposizioni. Quando è che le nostre cose sono ritirate così inutili nei canti? Questo non lo so, amico mio. Io ricordo San Paolo, quando era San Paolo, molto più urlante, molto più tamburellante, per dare anche una visione un pochino più positiva della cosa. Io ho sempre detto che credo che i tifosi allo stadio vanno per guardare la partita, stanno lì, guardano la partita, analizzano, scelgono, siamo tutti un po' allenatori, no? E quindi quando vediamo delle cose, piuttosto che esultare, incitare, urlare per 90 minuti, veramente al di là dei risultati, al di là della prestazione, tutto quanto ci guardavamo, ma secondo te qua non andava meglio se scalava, se faceva la sovrapposizione interna? È chiaro che questo ti porta... Poi se tu ti aspetti già un errore, l'errore arriva dal determinato giocatore, c'è il mormorio, c'è la paura quando Meret e Juan Jesus toccano il pallone insieme, la paura ancora. E quindi io l'ho voluta leggere positivamente, cioè che i tifosi del Napoli in generale sono tifosi appassionati del calcio, di tattica, che ne vogliono capire di calcio. Quindi più che andarsi a fare in quattro per sostenere la squadra, si vanno a godere di uno spettacolo del quale loro si sentono anche in diritto di partecipare attivamente con commenti più o meno competenti, perché poi più o meno competenti, e ho sempre la sensazione che il tifoso si va a vedere la partita e vorrebbe parlare con Conte durante la partita, piuttosto che ci stanno tifoserie che se ne fottono altamente di quello che è al look, sono muri tutti dello stesso colore che alluccano e fanno così. Si vincono scudetti, no, però partite singole probabilmente delle volte possono fare la differenza. Io penso di capire di calcio anche se mi ammazzo per fare il tifo. Vedi, questo poi è il connubio delle due cose. Provocazione. Ma domani non sarebbe meglio una vittoria dell'Inter per la zona Champions? Provocazione che io accetto, caro Francesco. Pareggio. Dove sta? Non credo. Per 2 motivi, 3 motivi, 4 motivi. Non riesco a tifare per la Juve. Abbiate pazienza. Paramount Plus si è divertita a dire adesso i tifosi del Napoli diventeranno i più grandi tifosi della Juve perché spererà. No, non ci riesco. Cioè io gioco. Grazie mille. Fermi Grazie tutti. mille. C'è del supporto. Per la vostra Per tutta la vostra carissima
Disposizione. Paradossalmente, dovesse l'Inter non vincere domani, si ripassa dalla depressione di stasera a una nuova esaltazione. Proviamo ad essere un tantinello positivi. Senza giocatori abbiamo fatto 3 pareggi, seppure quando c'è il calo non si perde, mica è poco. E sono d'accordo, Fabietto. E vedi che il discorso è proprio questo. Se l'Inter non vince, scatta un video fatto da telefonino da parte mia, dove con un mezzo ghigno, un mezzo sorrisetto, siete inciampati. Però di base, nonostante 3 fantacalci, dove io ho fatto man bassa di giocatori dell'Inter, di giocatori della Juve per rovinarli, e io non riesco a tifare, io voglio perderli i fantacalci e voglio vedere un Vlahovic non trovare più la via del gol, altri giocatori, Sommer che prende gol da tutte le parti, è la mia speranza totale. Quindi io non riesco, caro Francesco, a tifare per la Juve, cioè vedere l'Inter cadere sotto i colpi di una Juve che diventa fortissima, perché ho paura che poi si riprenda, al di là, non quest'anno, ma non voglio accelerare anche il percorso di crescita di una Juve con una squadra molto giovane che ha un progetto dove ripartono da zero. Mi pare che in 2 sessioni o in 3 sessioni hanno cambiato 16 giocatori, cioè tantissimi. Allora, una mazzata per la Juve gli rallenta il processo di crescita e io posso sperare che hanno bisogno di un mese in più per mettersi a posto anche per l'anno prossimo. Se invece la Juve batte l'Inter, che ha tutti i favori del pronostico e così, si rimettono in carreggiata e per l'anno prossimo abbiamo un posto in meno per quella famosa, per stare lì. Nell'immediato è chiaro che una vittoria dell'Inter quasi ci fa salutare, è ancora lungo, il campionato è ancora lungo, ma ci fa salutare perché questa era la partita, era il turno di campionato dove ne doveva approfittare l'Atalanta e non ne hanno approfittato, dove avresti potuto, dovuto, ma con le condizioni, come diceva bene Fabio, era impossibile fare più di questo con la Lazio, e dovevi approfittare del passo falso eventuale dell'Inter. Così. Vittoria dell'Inter per la zona Champions, certo, però saluti lo scudetto e ho sempre paura che quando saluti, perché poi qualcuno la vedrà, siamo ancora lì, 1 punto, 2 punti, 3 punti, può succedere di tutto. Qualcuno invece dice salutiamo, avevamo già salutato, non lo vinciamo mai, eccetera, eccetera. E ho paura di quel contraccolpo del Napoli che non lotta per lo scudetto, che poi si squaglia sempre di più e non va in Champions. Per fortuna ci sono i fieni in cascina, ma continua a dire pareggio, perché senza saper né leggere né scrivere, un pareggio toglie 2 punti sia a una che all'altra, in maniera diversa, insomma, ognuno poi porterà al suo mulino, come si dice, fieno al suo mulino, il fieno in cascina, acqua, porterà acqua al suo mulino per dire non abbiamo perso, oppure l'abbiamo recuperata, non ci siamo disuniti, eccetera, eccetera. Secondo me un pareggio in casa Juve potrebbe anche essere positivo, ma non verrebbe accolto in maniera positiva, perché è nato pareggio. Mentre l'Inter, che hanno bisogno di fare questo salto perché rincorrere stanca, avrebbero bisogno di un pareggio contro una Juve che non è forte come loro, potrebbe essere visto male, quindi potrebbe essere visto male da entrambe. E quindi voto per il pareggio. Lancio una speranza. Un terzino lo recuperiamo per l'Inter, più che una speranza è una domanda che fai, che ci facciamo tutti. Credo che Olivera per l'Inter, sì, dai, magari qualche minuto con il Como, vediamo un pochino, ma quanto tempo ci vuole? Io spero che Olivera lo recuperiamo, sempre piano piano, sempre senza esagerare, perché vedi, lo gestiscono in un certo modo il rientro in squadra, perché pure Buongiorno è rientrato, mi è sembrato in palla, però non si può esagerare, quindi piano piano. Io penso che non dobbiamo tifare, possiamo anche solo augurarci che quelli là vincano, ma sono d'accordo con te, un pareggio. Ma pure il non tifare è giusto, perché poi uno non è che tifa, non riesco a tifare. È difficile che arriva il momento in cui, che esulti se segna una delle due perché ti conviene a te. Anche avendo i giocatori, come dicevo, al fantacalcio non riesco a esultare più forte di me, quella è una fede che non si può decidere.
E te la guardi, ecco, te la guardi con molta calma, senza problemi. Probabilmente io sarò a suonare, quindi la guardo e non la guardo, così, aspetti il risultato e poi lo commenti senza grandi patè. E notizie su rotture, pure è vero. Complicato di farlo, è vero. Col Como ancora 3-5-2 è una bella domanda, Marione, non lo so. Vediamo chi recupera, perché io credo che è un esperimento che ha funzionato in parte. Raspadori, secondo me, ha convinto, però in generale la manovra non credo. Poi, ripeto, abbiamo fatto questo 3-5-2, ma abbiamo invertito le posizioni di tutti. Quindi dov'è che Conte può essere stato più soddisfatto? Nei momenti in cui hai fatto il gol. Quindi potrebbe essere con Politano. Ecco, tu puoi pensare di confermare il 3-5-2, ma metti Politano a tutta fascia, non metti Di Lorenzo a tutta fascia, in modo tale che tu hai ancora la possibilità di sviluppare con Di Lorenzo braccetto che viene dentro, con Politano che si sovrappone con Anghissà, e quindi non perdi completamente quella catena di destra. Lo abbiamo fatto con il 3-4-2-1, è uno sviluppo un po' diverso, però comunque c'hai quegli uomini sulla stessa fascia. Quindi tu puoi pensare di confermare il 3-5-2, ma ci metti Politano dentro, per esempio, oppure dall'altra parte ci avevi Mazzocchi, e ci è finito Politano anche lì a sinistra, però non lo so quanto abbia convinto, che poi pochissimi palloni sono passati da là. Devi decidere. Buongiorno è recuperato al 100%? Sì. Vuoi giocare di nuovo con Juan Jesus? Forse no. Forse è arrivato il limite di Juan Jesus. Quindi bisogna tirare le somme. Juan Jesus un'altra partita sana? È il caso? Forse no. Di conseguenza via Juan Jesus, metti Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo dietro. Di conseguenza Mazzocchi te lo devi giocare per forza a sinistra o lo inverti con Politano. Insomma, se recupera Olivera è un conto. E quindi puoi ragionare, altrimenti devi fare di nuovo di necessità virtù. Saranno usciti dalla live dopo aver lasciato il like. Di chi parli? Ah, che siamo... Welcome to the community. Welcome to the community, Alfonso. Un abbraccio. Un abbraccione ad Alfonso. Phoenix, infatti molti di più, infatti mi puzza, ma solo sono secondi, noi terzi. Ah, non so di che cosa state parlando. Signori, siamo arrivati a 2 ore di live. Io vi abbraccio e vi ringrazio. Guido, come avevo intuito, aveva degli impegni lavorativi. Vi abbraccio forte. Finitevi di vedere Sanremo, non lo so, io mi vado a riposare un attimo, vado a fare anche il marito, è il caso di fare il marito. Ieri era San Valentino, ero a lavorare, insomma non esiste, quindi vado a fare un po' il marito. Vi chiedo dei like finali, vi chiedo di apprezzare questo punto del Napoli arrivato un po' così, non fate caso che ci hanno recuperato di nuovo, siamo in un momento di grande emergenza. Una bella live su Sanremo, la dovrei vedere però, cioè dovrei poi guardarla mentre facciamo la live e chiediamo troppo. Iscrivetevi al canale Fluido 081, mi sono divertito, l'ho mandato il link a quelli che stanno nel canale Telegram, non nel gruppo Telegram, il canale Telegram che è libero per tutti, e mi sono divertito a fare un'analisi di una giornata di Sanremo. Troppo, poi più di questo non riesco a fare perché mi sembra un po' troppo, però godiamoci il percorso. Esatto, la vorrei chiudere così. Grazie Simone, apprezzo che abbiate apprezzato. Poi vi dico in confidenza, c'è uno che ha scritto pure un video su Sanremo, ma mettete scuorn. Io così, ma perché? Ma non mi guardare, ma se ti sto antipatico, ma non mi guardare. E non voglio sottolineare solamente questo messaggio qua, perché poi uno dice, ti arriva un messaggio di hater e poi non guardi gli altri messaggi. Invece no, ho risposto a tutti i messaggi belli che mi sono arrivati. Questo messaggio qua in particolare, poi lui l'ha cancellato, si è tirato indietro. Però mi ricordo il nickname e non lo so, può essere che sia iscritto anche qua, perché uno che mi segue su tutti i canali e poi mi manda questo messaggio vuol dire che sono quegli hater passionali, quelli che ti seguono più dei tuoi fan, perché proprio mi ha inseguito sul canale di Sanremo, il canale del vlog, e dice pure Sanremo non ti metti scuola. E io distinto,
Sapete come ho risposto? Ho risposto, sai che faccio? La prossima volta faccio un video sulla cucina proprio solo per darti fastidio. Ho pensato alla cucina perché è uno dei temi che poi su YouTube vanno forte, no? Tu parli di sport, parli di musica, parli di cucina, è una delle cose che vanno fortissime, eccetera, eccetera. Senza far caso che il suo nickname è qualcosa tipo The Chef qualcosa, quindi questo è uno chef. Tant'è vero che lui poi mi ha risposto, ma da un altro account suo, perché ce ne ha due, e si è imbrogliato, come la storia di Pedullà con Ciccio Esposi, si è imbrogliato, mi ha risposto con un canale, non è Chef Franco, no, mi ha risposto con un canale altro suo, che dice, fallito, non so che ha scritto, addirittura sei andato a indagare quello che faccio per rispondermi così, mi mette da scuola, no, perché si conosce solo una frase, solo mi mette da scuola. Quando poi invece non è vero, io ho risposto la cucina perché è un altro argomento, calcio, musica, cucina, era il terzo argomento di cui la gente parla assai, però guarda caso lui, il primo nickname era uno chef, e ha scritto, proprio per andare così. E poi ha cancellato il messaggio, pensando che io poi non lo potessi ritrovare. Ma io posso ritrovare tutto. Quindi mettiti scuorno tu nell'essere un odiatore professionista seriale, con più account, che però mi fa giuoco. Ricordatevi, tutti quelli che... Fa sempre giuoco, fa sempre algoritmo. Se voi odiate qualcuno, al di là di me, se voi odiate qualcuno e poi state là a vedervi tutte le cose perché lo odiate e commentate, cercate di cose, perché poi non in privato, in pubblico, perché volete cercare un mi piace di qualche altro hater che è d'accordo con voi, prendetevi la responsabilità e lasciate il commento. Se poi lo cancellate, va a finire, che cosa può succedere? Che a fine live, i pochi che siamo rimasti, io mi faccio una risata e vi mando un abbraccio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, sigla. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie bravo. E buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... No, non vengono perché poi si trovano di fronte tutto l'esercito dei bellini e si sentono poi in difficoltà. Di solito quando poi a fine live lasciano il commento pubblico, si mettono i mi piace da solo, eccetera, eccetera. No, ma per rispondere non è che gli do spazio e faccio il suo gioco, perché poi alla fine non ho potuto manco fare, perché non mi ricordo il nick, quindi non l'ho fatto famoso. Però con gli amici io mi sfogo, capito? Faccio una riflessione generale e mi diverto con voi. Primo, sfogarsi. Secondo, divertirsi. Terzo, il pelo nell'uovo. Quarto, ragionare. Narrativa alternativa. Narrazione alternativa. Narrazione alternazione.